Il primo detenuto ha iniziato da un mese a lavorare nella cucina di un hotel veneziano. Altri sono in fase di formazione con ampi margini di inserimento nel settore alberghiero cittadino, 8.000 posti di lavoro con un turnover continuo di circa l'8% del personale. Naturalmente sono previsti criteri molto rigidi ed un'attenta fase di valutazione del comportamento del detenuto prima di rilasciare l'autorizzazione a svolgere l'attività lavorativa. Questa iniziativa ha trovato il favore istituzionale, quindi la Regione Veneto e l'amministrazione penitenziaria, che insieme hanno provato a lavorare applicando delle best practices che sono quelle appunto del dimostriamo che come Stato che ha in custodia le persone possiamo far diventare quelle stesse persone che sono state condannate, quindi in qualche maniera relegate in un angolo della città, facciamo sì che queste persone diventino risorse. L'Associazione Veneziana Albergatori ha rilevato la valenza sociale dell'iniziativa, un'occupazione fissa e una leva importante per evitare recidive e per aiutare veramente i detenuti in un reinserimento. Il primo detenuto di Santa Maria Maggiore che sta lavorando in hotel deve scontare ancora 1 anno e mezzo di detenzione, ma risulta motivato a reinserirsi nella società. È molto interessante ogni giorno vedere questo ragazzo che è stato inserito in un percorso lavorativo all'interno di un albergo veneziano, svolgere la sua giornata come un comune cittadino, uscire dall'istituto penitenziario a un orario ben definito, andare comodamente, serenamente al lavoro insieme a tutti gli altri cittadini che la mattina si recano al posto di lavoro e la sera rientrare soddisfatto, e quello che mi colpisce è che ogni giorno mi dice grazie. E perché sono partita con questo servizio? Perché abbiamo ospite la dottoressa Alessandra Rossi. Chi è Alessandra Rossi? Buongiorno dottoressa e grazie infinite di essere presente, perché è molto importante, molto importante. Però prima di sentire la dottoressa Rossi perché è qua e chi è, saluto anche un altro ospite gradito che è Alessandro Esposito, commissario tecnico sport del judo. Poi sentiremo Buongiorno anche Alessandro, grazie. Prego dottoressa, sentiamo chi è la dottoressa Alessandra Rossi. Prego dottoressa. Buongiorno, grazie. Intanto ringrazio dell'invito. Io sono Alessandra Rossi e lavoro per l'ente strumentale della Regione Veneto che si chiama Veneto Lavoro. Veneto Lavoro è l'ente della Regione Veneto che coordina e gestisce i centri per l'impiego regionali ed è l'ente che coordina le politiche attive del lavoro. Quindi tutti i disoccupati possono rivolgersi ai centri dell'impiego e partecipare alle politiche attive del lavoro. Una sfida che abbiamo accettato grazie alla proposta della Regione del Veneto, che ormai 2 anni fa ci ha chiesto di avviare un progetto sperimentale sul reinserimento di persone detenute a livello socio-lavorativo nel tessuto produttivo regionale, abbiamo avviato una collaborazione sempre più stretta in sinergia sia con il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, ma poi con ciascun istituto penitenziario. Attualmente i centri per l'impiego ormai da più di 1 anno entrano regolarmente negli istituti regionali del Veneto. Sono state portate all'interno politiche attive che sono normalmente a favore dei disoccupati e che adesso anche i disoccupati detenuti possono seguire. Il servizio che avete fatto vedere si riferisce all'inserimento lavorativo che è stato avviato, come vedete dall'abbigliamento, l'estate scorsa in collaborazione con la Casa Circondariale Maschile di Venezia, l'Associazione degli Albergatori AVA e noi di Veneto Lavoro e il Centro per l'Impiego. La nota positiva è che la persona di cui si parla in questo servizio a tutt'oggi ha un contratto di lavoro con l'azienda che lo aveva assunto l'estate scorsa. Questo è un dato molto significativo perché oltre a trovare datori di lavoro disponibili ad avviare detenuti a lavoro, l'elemento essenziale è la tenuta del posto di lavoro
e questo non è scontato per tanti motivi. Noi come Veneto Lavoro, tramite la collaborazione con la direzione sociale e la direzione del lavoro della Regione Veneto, abbiamo avviato ormai nell'ultimo anno un lavoro di affiancamento, accompagnamento personalizzato sia per le aziende che per le persone che vanno, diciamo, a lavorare, in maniera da fare un tutoraggio, in maniera da verificare eventuali inconvenienti, problemi organizzativi. Ecco, devo dire che abbiamo ottenuto una grandissima collaborazione dal territorio, molte aziende si sono rese disponibili, abbiamo ormai avviato al lavoro molte persone, solo l'anno scorso almeno 30 in tutto il territorio regionale, e la collaborazione con gli istituti penitenziari è davvero molto, molto buona. Allora, dottoressa Rossi, intanto la ringrazio di essere qui e spiegare, perché sono cose che magari non si conoscono, non si sanno. Invece io penso che l'informazione deve essere corretta anche per la popolazione e soprattutto capire che forse bisognava ancora prima fare un po' più di prevenzione, perché come dice lei 30 persone in base alle carceri strapiene sono un bel numero, ma sono un numero sempre inferiore anche alle esigenze che hanno le aziende di trovare personale. E io trovo molto giusto, poi sentiremo anche Alessandro Esposito cosa ne pensa di questa collaborazione, perché chi non ha colpa scagli la prima pietra. Il problema è cosa offro io a queste persone nel momento che escono dal carcere, perché il carcere dovrebbe essere rieducativo, come è sempre stato detto, sia il minore e anche gli altri carceri. Il problema è che al momento, fino a poco tempo fa, queste persone potevano perdersi, perché noi le etichettiamo, è un ladro, è uno spacciatore, è un delinquente, è uno stupratore, cioè noi per mettere le etichette siamo i numeri uno nel vero senso della parola. Invece, come dice lei, anche queste aziende, se vedono che il soggetto, ecco, si applica, è una brava persona, perché non dare questa possibilità? Cosa ne pensa Esposito di quello che ha detto la dottoressa Rossi? Beh, ma credo di essere d'accordo al 100%, nel senso che, come diceva lei, la pena detentiva deve essere rieducativa principalmente, altrimenti se pensiamo solo di punire nulla più non realizziamo nulla, come proprio dal punto di vista anche proprio etico, come proposta sociale, devo dire. E in questo anche lo sport potrebbe fare sicuramente il suo compito intervenendo. Devo dire che è molto interessante questo argomento, sapere che delle aziende intervengono appunto con questo obiettivo di dare una, diciamo, seconda opportunità alle persone, ai detenuti, potrebbe aprire delle porte interessanti anche per quel che è la mia attività, quelli che sono i miei interessi in ambito sportivo. Ah, che bello, dottoressa Rossi, cosa ne pensa? Lavoro e poi se vuoi puoi fare anche un po' di sport, puoi rilassarti, puoi sfogarti. Guardate che se riusciamo a fare squadra viene fuori una cosa bellissima. Ecco, l'importante è che qualcuno capisca che bisogna anche fare squadra, però abbiamo le persone che possono fare squadra, abbiamo le palestre, abbiamo gli istruttori, li ho qua, dottoressa Rossi, perché io li invito tutte le associazioni, politiche, e tutti sono disponibili ad accogliere. È quello che mi piace sentire. Però dopo cosa mettono, dottoressa? Se uno non è proprio sensibile, mentre lei lo è, dottoressa, lo sta spiegando, mettono la burocrazia davanti. La burocrazia ci impedisce di fare. No, perché se tu vuoi puoi superare anche la burocrazia, anche come politico. Cosa dice, dottoressa? Un po' di lavoro, un po' di sport e magari vanno a letto senza incendiare i carceri, ecco, fare le zuffe. Cosa dice? Sono talmente stanchi che forse è meglio mangiare e dormire. Prego. Allora, devo dire che la proposta di Alessandro Esposito per me è preziosissima, nel senso che quando si riesce, un po' come dicevate dallo studio, a intercettare delle sensibilità su questo tema, sono per noi estremamente preziose e importanti. La qualità di vita all'interno degli istituti dipende molto dalle associazioni di volontariato, dal terzo settore,
settore che in maniera massiccia e viva propone attività sportive, teatrali, di yoga all'interno degli istituti, e devo dire che sono veramente preziosissime. L'altro aspetto, diciamo, più di Veneto Lavoro in termini strutturali per quanto riguarda l'avvio a politiche attive e al lavoro, devo dire che anche qui noi ci facciamo aiutare da tutti gli enti accreditati alla Regione, associazioni. Diciamo, si stanno creando delle buone sinergie, delle buone squadre. Certo, ci vuole un po' di tempo di rodaggio, ma ormai questo è già il secondo anno, devo dire che i risultati sono molto importanti. L'altra osservazione che mi viene da fare è che come il Ministero della Giustizia comunque sottolinea quando si parla di questi temi, la ricaduta della possibilità di formazione lavorativa e di lavoro durante il periodo trattamentale in carcere ha una ricaduta significativa molto alta su quella che è la recidività. Nel senso che se le persone vengono formate al lavoro e vengono inserite in attività lavorative, dai dati statistici di cui il Ministero della Giustizia diciamo, è a disposizione, parla di una recidiva addirittura bassissima del 2%, quindi capite bene anche il valore sociale per la società, la cittadinanza di queste progettualità. Mi fa molto piacere, dottoressa, perché io sono convinta che se poi più di qualcuno prende strade anche molto pericolose per se stesso, per le famiglie, per la società, è dovuto perché qualcuno non li prende per mano. Esco e hai il nemico all'angolo che ti aspetta. Questo è il problema grande che hanno queste persone, perché giustamente ti ritrovi molte volte a non essere accettato più anche in famiglia, perché appunto l'etichetta arriva facile e il primo approccio che hai sono con i soliti degli amici che avevi prima, che sono quelli che trovi più facilmente lungo il tuo percorso quando esci. Perciò invece capire che forse i percorsi sono altri, mi è piaciuta la palestra, mi è piaciuta quella disciplina, magari vado a trovare l'istruttore, ecco, perché si crea anche un rapporto di amicizia, o sbaglio, Esposito? Assolutamente. Innanzitutto voglio dire che mi si è aperta una porta, quindi nel ruolo che rappresento e anche la disciplina che pratico, mi voglio far portavoce in comitato regionale per quello che potrebbe essere, chissà, un progetto che potrebbe nascere anche da parte nostra. La dottoressa sta dicendo sì, Esposito. Infatti, guardi, la dottoressa sta dicendo dopo sì. Dopo magari cercherò, casomai le do il numero, posso, dottoressa, dare i suoi riferimenti? Certamente, grazie. Ecco, perciò poi darò i riferimenti. Il judo promuove, nasce principalmente come un percorso educativo, quindi poi è diventata disciplina olimpica e quindi uno sport a tutti gli effetti, però originariamente diciamo conserva, detiene presenta dei valori importanti per la società, che sono quelli del rispetto, della condivisione, appunto dell'amicizia, dell'impegno, del sacrificio. Sono tutti valori che vengono esaltati dalla nostra pratica, per cui trovo che potrebbe essere veramente un'iniziativa interessante quella di poter presentare un progetto, portare un tatami in un carcere, magari qui a Treviso, visto che io rappresento anche una società sportiva storica nella città, e poter, non so, iniziare un progetto, perché per me potrebbe avere veramente poi può essere anche una difesa importante. Personale, cioè non è solo, è anche una difesa personale che non fa mai male in certi luoghi, in certe situazioni. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Molto interessante questo discorso dei carcerati. Io i carceri li conosco benissimo, non come cliente, ma come andavo a portare da mangiare, sono da 30 anni al femminile, a Giudecca, a Casa del Lavoro a Giudecca, a Santa Maria Maggiore. Vedo tante persone che si può aiutare e è giusto aiutarli, perché uno che sbaglia bisogna dargli un'altra possibilità, non ti può etichettare tutti, va bene,
come delinquenti, uno sbaglia e dopo poi, ma se non vedremo una mano che trova tutte le porte serrate, non c'è neanche colpa sua se ritorna a rubare, perché come video bisogna che vedremo una mano noi altri, no? O no? Bravo Rinaldo, bravo. Purtroppo c'è poca attenzione, perché non interessa a nessuno, perché tutti quanti un ladro e da roba, ma abbiamo rubato tutti nella vita, col pensiero, non siamo, se andiamo in specchio e se diciamo la verità, è la nostra verità, che sappiamo solo che noi altri, tutti quanti che andai da grata, ocularmente, e allora bisogna a sta gente dargli un aiuto, e specialmente con lo sport, perché tanto che c'è gente che viene fuori dal carcere, che si buoni a lavorare come saldatori, come elettricisti, perché gli fai il forno, gli fai i panettoni, gli fai il pane. È giusto aiutarli, quelli viene fuori, dovrebbe essere una legge addirittura che impone, anziché a un'industria, impone che il dottor minimo 100 operai 10 che vieni fuori dall'era. Grazie Rinaldo, vado avanti perché devo andare anche in pubblicità, sei stato molto chiaro e ti ringrazio. Dai un passetto alla volta, se tutti quanti mettiamo la goccia, vero Esposito, forse ce la faremo a recuperare. Io sono convinta, per carità, ci sono anche i tossici, i cattivi, chi sta bene anche dentro, dottoressa, cioè non è che possiamo dire tutti quanti, però la selezione si può fare, si può scegliere. Noi facciamo ormai colloqui a tutte le persone e quindi sappiamo bene chi merita una seconda possibilità, chi invece ancora fa fatica a rielaborare il reato, per cui abbiamo quelli che hanno fatto un passaggio insomma anche personale di rielaborazione. Dottoressa, quello che le chiedo, dottoressa Rossi, il problema al lavoro che si sta accentuando sempre di più, abbiamo poi una denatalità, non abbiamo i giovani, non abbiamo fatto formazione per quelli che abbiamo, perciò loro si trovano con titoli di studi ma per manualità è da mettersi, dicono, le mani nei capelli. Ecco, la manualità invece che viene fatta anche all'interno del carcere, perché io ho visto anche delle cose bellissime, perché loro operano in vari settori. Quanto importante è per poi, come dice Rinaldo, cercare di reinserire la persona che tu hai capito che vuole riprovarci, vuole cercare di uscire da quel tunnel dove si era messa. Prego, dottoressa. Sì, allora, nei vari istituti penitenziari sono presenti tante imprese sociali o imprese private, cooperative sociali per lo più, ma non solo, che fanno delle lavorazioni, devo dire, di eccellenza. E sia diciamo a Verona, la sartoria, a Venezia le borse con materiale riciclato, Venezia femminile, l'orto e la sartoria, tutta roba di qualità. A Treviso le biologica. Chitarre, abbiamo visto delle chitarre meravigliose a Treviso, fatte da loro, vede che le abbiamo viste, ma veramente bellissime, veramente, sì, con una cooperativa. Di qualità, veramente fanno prodotti di qualità, oltre quelli più famosi, a Padova per esempio, ma anche a Vicenza, dei panettoni. E da poco ha aperto ufficialmente una gastronomia di una ditta, non è una cooperativa, è una ditta familiare, la gastronomia Marcolin, che opera nel circuito di Vicenza e all'interno. Ci sono molte lavorazioni, alcuni istituti penitenziari, soprattutto su Verona, in parte Rovigo, ci sono ancora dei capannoni che si sono nel frattempo liberati o che sono ancora liberi, per cui se qualche azienda, qualche cooperativa volesse maggiori informazioni per eventualmente capire come lavorare all'interno degli istituti, gli sgravi, gli incentivi fiscali, tutto quello che può occorrere, mi possono contattare personalmente. Mi sembra che ci sia anche un'apertura da parte delle imprese edili, o sbaglio, dottoressa? Sì, proprio pochi giorni fa hanno fatto un protocollo d'intesa con Seconda Chance, che è un'associazione di volontariato che ci sta dando una grossa mano per il reinserimento di persone detenute, il carcere di reclusione di Padova e l'associazione del edile.
E considerate che dentro reclusione, Padova Reclusione, esiste una scuola edile, quindi formano operatori edili all'interno dell'istituto, per fare un esempio. Però diciamo di attività formativa ufficiale, diciamo strutturata, ce n'è in tutti gli istituti. E questo fa molto sperare. Allora andiamo a vedere proprio questo lavoro detenuti in carcere e poi lo commentiamo. Un attestato di partecipazione che aiuta a guardare lontano, soprattutto oltre le sbarre del carcere. Si è concluso il corso sulla sicurezza per lavoratori ad alto rischio rivolto ai detenuti della casa circondariale di Via Santa Bona. Un progetto nato su iniziativa dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso con il supporto di Ascom, che ha visto la partecipazione di 14 detenuti, tra cui anche imprenditori e liberi professionisti, presto pronti a rincominciare un nuovo capitolo. Il carcere non è soltanto un luogo di espiazione, ma è anche un luogo dove si svolgono delle attività formative e dove si cerca di dare delle nozioni che siano utili ai detenuti per il reinserimento esterno al mondo del lavoro. Un attestato di partecipazione certificato da Ascom che darà la possibilità ai detenuti di entrare più facilmente nel mondo del lavoro una volta usciti dal carcere. È la prima volta che partecipiamo ad un progetto che ha questo valore sociale per la città e ci auguriamo che i soggetti che hanno partecipato a questo percorso possano continuare con noi altri percorsi formativi, sempre con il supporto dell'Ordine degli Ingegneri, ma soprattutto che possano avere in mano uno strumento, grazie al nostro supporto, di ingresso nel mondo del lavoro. Un corso sulla sicurezza che ha visto salire in cattedra gli ingegneri della Marca. Il corso si è svolto in 16 ore, è stato tenuto da 6 professionisti che si occupano specificatamente di formazione, 6 professionisti ingegneri che hanno reso disponibile a titolo gratuito la loro docenza. Un attestato, un vero e proprio passepartout in vari settori lavorativi, dal mondo edile al commercio fino alle imprese, e da gennaio spazio a nuovi corsi e nuove opportunità. È programmato per il mese di dicembre il corso di prevenzione incendi livello medio, quindi L2, con le prove di spegnimento. Permette di dare gli attestati di addetto prevenzione incendi. Io ringrazio il dottor Quagliotto, che è il direttore del carcere di Treviso, l'ho avuto ospite diverse volte e, come dicevo prima, se hai la sensibilità, la voglia di aiutare, ci riesci, non c'è niente da fare. Ecco, lui è riuscito a superare tutti questi scogli. Cosa ne pensa Esposito di questo direttore, come altri, ma abbiamo visto lui in questo servizio, che hanno capito che così non si può continuare, bisogna, ma voi vi rendete conto cosa vuol dire rimanere rinchiuso ore, magari cosa fai, come vedi, perché devi essere anche stimolato, prego. Ma penso che L'attestato, riuscire ad avere l'attestato, guardate che per loro sono cose importantissime. Penso che se voglio provare, se troverò anche nella mia società, nel mio comitato regionale, collaborazione, e vorrò provare a iniziare un progetto, sarà un altro nome che mi farò rilasciare a fine di questa giornata interessantissima presso questi studi. E devo dire che anche noi alla fine di ogni percorso annuale rilasciamo la promozione, l'attestato, cioè il diploma di cintura, che effettivamente potrebbe essere comunque un percorso che gratifica chi lo compie. Allora andiamo a vedere anche queste immagini che lei commenterà appunto Alessandro Esposito. Andiamo a vedere questi campionati italiani di judo e dopo anche le immagini di sport in piazza. Andiamo a vedere, così le commenta Alessandro Esposito. Prego, qui cosa stiamo vedendo? Questo è l'ultimo risultato importante che il Judo Treviso ha ottenuto con Petra Vigna, che è una nostra atleta esordiente che in questa occasione a Jesolo, durante i campionati italiani A1 Under 15 appunto, ha vinto il titolo italiano contro questa avversaria che per tutto l'anno, ecco qui, questa è la realizzazione dell'Ippon, questa è una grande soddisfazione. Io sono quello piccolino dietro con le braccia alzate. La protagonista chiaramente è l'atleta, è una ragazza che si sta impegnando molto, ha anche un supporto importante da parte della famiglia che è sempre necessario nello sport ad alto livello, ma il judo appunto, ecco, io
sono anche molto contento di poter mostrare queste immagini perché oltre a, come dicevo prima, essere una disciplina olimpica, quindi uno sport a tutti gli effetti, ha anche, e forse è molto rilevante, questo aspetto sociale di coinvolgimento, diffusione, coinvolgimento dei giovani in una pratica che, ribadisco, uno dei motti dell'Unione Europea è Judo More Than Sport, cioè c'è molto di più che una semplice pratica, è proprio, come dicevo prima, un percorso educativo. Questo è il maestro De Carlo con me piccolino. Maestro De Carlo è il fondatore. Io diciamo che negli ultimi 20 anni ho un po' raccolto il suo testimone. Il maestro è mancato nel 2021 e questa invece è l'immagine proprio recentissima perché sono stato insignito dopo un percorso che ho fatto del sesto Dan, che diciamo è il cambio di cintura, che è sempre un'emozione anche per noi anziani, tra virgolette. Diversamente giovani. Diversamente giovani, diversamente giovani. Allora, dottoressa, questo è bellissimo sentire anche la voglia di partecipare. Senta, dottoressa, le dico una cosa, io il 13 aprile lungo la Restera, che inizieremo, se tutto va bene, ci lasciano le autorizzazioni del comune di Treviso e il comune di Silea, perciò 2 comuni, faremo una grande manifestazione coinvolgendo tutte le associazioni, non solo sportive, ma le associazioni del territorio. C'è anche il CONI, perciò ecco, c'è la Croce Rossa, per dirvi che spaziamo dappertutto, proprio per cercare di staccare la spina in un contesto molto bello che è lungo il fiume Sile, questo fiume meraviglioso che abbiamo, con degli spazi enormi che ci daranno la possibilità anche di vedere diverse discipline. È possibile mettere assieme qualcosa, magari, ecco, lei ha già capito dove voglio arrivare, visto la disponibilità che abbiamo sentito anche di Esposito, di trovare il percorso per vedere anche e aiutare queste persone. Dottoressa, cosa dice? 13 aprile di domenica. Sì, allora, innanzitutto mi viene in mente perché, come sapete, le persone che commettono un reato possono avere la possibilità, quando manca un fine pena di massimo 4 anni, 3 anni nella media, finire la pena alle cosiddette misure alternative. Noi abbiamo avviato, oltre che con il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, quindi con gli istituti, una collaborazione anche con l'UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna, che segue le persone in misura esterna. Io riferirò di questa iniziativa all'UEPE perché so che UEPE ha avviato da tempo un gruppo di persone in misura penale che fanno attività sportiva tipo corsa podistica, hanno partecipato a delle corse, a delle maratone, quindi magari come gruppo potrebbero partecipare. Io come ruolo, l'ente locale, l'ente pubblico, il mio maggior ruolo è quello di connettere e mettere insieme risorse che il territorio ha. Quindi la prima cosa che farò è chiamare UEPE per riferire di questa ipotesi. Ecco, può fare anche il nome giustamente anche del nostro Alessandro Esposito, dire appunto che ci sarà anche il CONI presente a questa manifestazione, anche nella massima sicurezza, perché abbiamo tante associazioni di volontariato, ma abbiamo anche la Croce Rossa locale che ha dato la disponibilità proprio per far capire che dobbiamo socializzare, non c'è niente da fare, siamo troppo chiusi, siamo diventati veramente di una chiusura incredibile. Ecco, vediamo il diverso sempre con occhi sbagliati perché l'abbiamo etichettato purtroppo nero, marocchino, veramente con delle spacciature, come dicevo prima. Invece io sono convinta, sarà perché ci parlo con queste persone, che abbiamo anche delle persone che hanno sbagliato ma vogliono riprendersi in mano la vita, sono ancora giovani e hanno bisogno veramente di credere in qualcosa, e questo qualcosa può essere dato dalla dottoressa Rossi, dalla UEPA, può essere dato dall'Esposito, da tante associazioni, visto che abbiamo più di 350 associazioni di volontariato, e tutti si chiedono, dottoressa, ma chi siamo? Perché se tutti facciamo tutto non siamo nessuno, perché non ci arriviamo, ma se ognuno fa quello che sa fare,
Allora forse arriviamo al dunque. Tu cosa fai? Hai i pulmini, vai a prendere le persone e le porti. Tu cosa fai? La borsa e la spesa. Ma non che tutti fanno tutto, perché sennò non ci siamo, dottoressa. Poi troviamo la persona sola a casa che chiama Sveglia Veneti perché non sa neppure a chi rivolgersi. I preti non ci sono più, ma queste povere persone dove vanno? In farmacia. Fortunatamente abbiamo ancora le farmacie. Pubblicità. Siamo con la dottoressa Alessandra Rossi e anche con Alessandro Esposito, commissario tecnico sport judo. Invece la dottoressa Alessandra Rossi si occupa di Veneto Lavoro, ma non solo, sta cercando di aprire anche questo Veneto Lavoro a altre realtà facendo squadra, anche perché non è che abbiamo tanto tempo, dobbiamo agire, perché sa dottoressa, si parlava prima con Esposito, io sento sempre parlare, tavoli che si parlano tra di loro, alla fine e le persone non ci sono, i ragazzi non ci sono, invece sono anche ragazzi che vorrebbero essere intrigati, conoscere, capire, perché si parlava prima con Esposito, questi ragazzi, alcuni di loro, non tanti, poi ce ne sono tanti di bravissimi, io lo dico tutte le mattine, cerchiamo anche di sfatare che sono tutti dei bulletti, no, ci sono dei ragazzi bravissimi, ci mancherebbe altro, perché forse non riusciamo a capire la sensibilità che hanno questi ragazzi. Ecco qua la prevenzione, Esposito, e lo dico anche alla dottoressa. Nel momento che questo ragazzo è allontanato dalla società per vari motivi e perché lui si sente non capito, ecco che arriva l'amico. E qual è l'amico? È quello che sta facendo un percorso pericoloso, per dove si sente accolto, perché è l'unica accoglienza che ha, dove si sente libero di pensare, di dire quello che vuole, ecco, perché anche loro sono come lui, ecco, sono ragazzi che non sono stati accolti e ascoltati. Cosa ne pensa, dottoressa Rossi? Allora, io penso che la prevenzione a livello sociale è assolutamente di prioritaria importanza, proprio per andare a intercettare situazioni di crisi o di rischio di crisi prima, diciamo, che la cosa degeneri. Rispetto invece alle persone che attualmente hanno già in qualche modo imboccato una strada, per così dire, non corretta e che io incontro, io e i miei colleghi di Veneto Lavoro, i colleghi dei centri per l'impiego, incontriamo in istituto, negli istituti penitenziari, devo dire che buona parte delle persone che incontriamo sono persone che provengono un po'. Allora, ci sono persone a livelli alti anche a livello professionale, avvocati, colletti bianchi, ci sono persone che hanno sempre lavorato, di varie professioni, ma c'è una fetta sempre più grande, devo dire, anche sentiti anche gli educatori che lavorano da anni in carcere, di una popolazione che proviene dai margini della società. Persone che incontriamo che magari erano senza fissa dimora, persone sempre più giovani, tra l'altro, persone che vanno in carcere perché non hanno una casa dove poter espletare la pena. Persone che vanno in carcere a Treviso, questo per esempio è un fenomeno che troviamo molto, persone che vanno in carcere per pene brevi o addirittura brevissime, di pochi mesi, che non sarebbe insomma da istituto penitenziario, ma non avendo una casa dove svolgere il periodo di misure penali esterne, sono obbligate a entrare in istituto. Quindi lavorare sul tessuto sociale con le risorse del terzo settore che sono preziosissime, collaborando con i comuni, le istituzioni locali e poi con la regione che fa una programmazione regionale molto significativa e ovviamente gli enti pubblici e privati che si occupano di lavoro, come Veneto Lavoro, appunto come altri enti accreditati, privati accreditati, devo dire, facendo una bella squadra, come dicevate voi, si può ottenere veramente molto. Su questo mi permetto di fare un veloce passaggio
L'ufficio esecuzione penale esterna è sempre in ricerca di associazioni del terzo settore che si rendano disponibili ad ospitare persone in misura penale esterna che devono svolgere un periodo o di messa alla prova o di lavori di pubblica utilità commiati dalla magistratura, diciamo dal tribunale. Se le persone non trovano associazioni dove poter fare i volontari per il periodo e la durata che il tribunale richiede, rischiano anche eventualmente di dover finire poi in istituto penitenziario. Quindi ecco, se ci sono delle associazioni di volontariato del terzo settore che ci ascoltano, sicuramente sarà molto gradito un loro contatto. Grazie veramente dottoressa Rossi per quello che sta dicendo e l'apertura che sta dando veramente, perché abbiamo bisogno di sentire anche queste parole, questi esempi. Proponete che noi ci siamo, non è cosa da poco. In questo periodo dove sono tutti in campagna elettorale non si batte chiodo, perciò grazie dottoressa di aver detto questo. Leone da Tre Baselleghe, vai Leone. Ciao Milena, grazie, Ciao. saluto i tuoi ospiti. Qui ho un articolo sul Focus del mese scorso. Come migliorare il comportamento degli studenti? Allora, Ellen Demetriou, psicologa dell'Università di Cambridge, ha lanciato l'Empathy Project, progetto Empatia, in 10 scuole di 6 paesi del mondo, proiettando in scuole medie e superiori filmati temi come controversi come razzismo e l'eutanasia. Poi facciamo discutere gli studenti. Da soli alla conclusione occorre avvicinandosi da soli alla conclusione che occorre rispettare la vita e le opinioni degli altri. I primi risultati sono incoraggianti. Gli insegnanti delle scuole coinvolte dopo 10 settimane di programma hanno valutato che l'empatia media degli studenti è passata in una scala da 0 a 10 da 5 a 7 punti, che il loro comportamento in classe è migliorato da 7 a 8 punti. Allora io penso che i psicologi dovrebbero entrare nelle scuole e insegnare agli studenti come comportarsi, anche perché qui la capacità empatica e talvolta le famiglie mancano di trasmettere agli studenti, ai figli, l'empatia. Ciao Mirella, grazie. Grazie, hai supportato quello che abbiamo detto e stiamo cercando anche di fare squadre, molto importante, perché se parli a questi ragazzi loro ti ascoltano, perché li intrighi, è là il problema, bisogna intrigarli, se no non ti ascoltano, se li intrighi invece loro ascoltano. Allora adesso vi porto a Trieste, andiamo a vedere invece cosa è successo a Trieste con questo coro, andiamo a sentire. Nostalgica come mai di quel Max Pezzali che proprio a Trieste ha fatto sold out a inizio estate, e poi l'immortale Imagine di John Lennon e i successi di Giovanotti, di Tozzi e dei Nomadi. Il cortile del carcere di Trieste diventa palcoscenico per un giorno, a esibirsi con impegno e più di un pizzico di commozione i detenuti che hanno partecipato al laboratorio musicale che ha dato vita a un vero e proprio coro. Si è arrivati con la caparbietà che ci contraddistingue, solo quella ovviamente è il contributo dei promotori, che noi possiamo veicolare le idee, però senza risorse non si fa nulla. Quindi la Fondazione, ringrazio ancora una volta la Fondazione Cassa di Risparmio che si è prestata a questo finanziamento e quindi ha fatto sì che questo si realizzasse e che ovviamente abbia un ritorno di immagine per tutti, buona, positiva, che è poi la base del nostro lavoro. La Fondazione Cere Trieste è stata attivata da parte della Casa Circondariale e pertanto ha subito accolto questa richiesta, dando un contributo per la realizzazione di questo importante laboratorio musicale. Crede molto appunto in questa attività sociale che viene svolta all'interno del carcere. Attraverso la musica le persone possono rivisitare quello che è il loro passato e la loro interiorità, e questo dà speranza poi per un cambiamento, quindi assolutamente un progetto che la Fondazione sin da subito ha deciso di sposare ed appoggiare.
azzeccata anche la canzone, quel bambino che giocava in un cortile, quante cose, io sono convinta, Esposito, la cultura, lo sport è là che dobbiamo andare a parare, l'arte, la bellezza, ecco, discipline sportive, le aziende che accolgono, io sono convinta che i carceri si svuoterebbero molto più facilmente, avremo anche meno problemi. Cosa dice Esposito? Ma anche ho sentito ripetersi la parola progetto, che è un'altra cosa sulla quale dovremmo prestare attenzione. Io passo gran parte dei miei pomeriggi lavorativi, anzi tutti i miei pomeriggi lavorativi con i giovani, per cui le problematiche della loro crescita così sono all'ordine del giorno per me, e come diciamo anche prima fuori onda, io ho vissuto delle esperienze diciamo non proprio bellissime di ragazzi e ragazze che si sono persi nel loro cammino e che poi siamo riusciti a recuperare in alcuni casi proprio grazie a progetti che abbiamo lanciato. Ad esempio l'ultimissimo che mi viene in mente adesso, abbiamo realizzato ogni settimana ci ritroviamo come provincia di Treviso, cioè quindi con tutte le società, riunendo tutti questi ragazzi, perché comunque fare gruppo serve appunto anche per socializzare, per condividere la stessa passione, quindi per sentirsi parte di qualche cosa, perché è importante coinvolgere le persone e valorizzarle allo stesso tempo in quelle che sono le loro inclinazioni. Adesso noi siamo molto impegnati nella scuola, quindi siamo entrati, è molto importante per noi anche per far conoscere una disciplina, adesso scendendo nel particolare come il judo, che è pure disciplina olimpica, però rappresenta sempre una delle discipline minori sportive, anche se non si vuole sentire parlare, e anch'io condivido che non è corretto parlare di sport minori, però insomma sicuramente non ha la fama del calcio, della pallacanestro, della pallavolo. E devo dire che anche nella scuola la nostra proposta è molto apprezzata, quindi io ribadisco ancora una volta che in questa mattinata mi si è aperta una finestra, io non ci avevo mai pensato, devo essere sincero. Perché si è aperta una finestra? Proprio perché io invito tante persone, tante associazioni e hanno le idee chiare. Ecco, io penso che, come dice lei, si chiamano sport minori perché qualcuno non ha osato fare quel passo in avanti e dire no, ci sono anch'io, anche perché se chiamiamo ancora Paralimpiadi ci sarà pure un motivo, no? Invece di parlare di sport, perché abbiamo le etichette, non c'è niente da fare, le etichette invece hanno dimostrato anche quest'anno, l'anno scorso cosa è successo, le medaglie che hanno raggiunto, ecco quanto impegno, studiano, eppure ecco questi sono gli esempi. E non si lamentano mai, eppure quando escono di casa dei problemi ne trovano, e sono i ragazzi che portano a casa 20 medaglie più di normodotati, ecco, perciò capiamo benissimo, ecco, inclusività, cosa vuol dire la parola inclusione. Allora vediamo anche le foto che ha mandato Alessandro Esposito, così le commentiamo. Adesso le vediamo, Alessandro, per capire anche l'importanza, ecco, di questi bambini. Poi io sento che dopo la pandemia molti hanno lasciato l'attività sportiva, molti di loro, e pochi sono rientrati. Com'è la situazione? Prego, Esposito, e vediamo allora. Qui si potrebbe aprire un capitolo molto importante, molto ampio. Io devo dire che nella mia esperienza ho trovato un ritardo nella crescita proprio anche empatica, emotiva, anche di consapevolezza di che cosa serva per poter partecipare ad un'attività, e faccio molte difficoltà in questo ultimo anno, in questi anni così, a portare i bambini e le bambine verso un percorso sportivo, quindi di sacrificio tra virgolette, e anche le famiglie stesse, cioè nel senso che sono un po' cambiate le cose, cioè c'è molto meno entusiasmo per fare le cose serie. Adesso non voglio dilungarmi in troppi discorsi. Queste immagini che si vedono sono tutte immagini invece che vogliono valorizzare quanto possa essere bello il percorso di sacrificio per arrivare fino a un certo punto
ma che poi se poi, come in caso di Petra, cioè, finisce con un risultato molto importante, dà anche una percezione dell'importanza del percorso che si è fatto, ma che è di uguale valore anche per chi l'ha fatto e chiaramente non è riuscito a raggiungere il risultato, perché comunque nello sport si vince e si perde, cioè, da noi poi è molto importante questo aspetto del cadere nel judo e valorizzare il fatto di ritornare in piedi, che potrebbe anche essere un parallelismo che possiamo usare per i ragazzi delle carceri, no? Il detto è cadi 7, rialzati 8 volte, queste cose qui, no? Tutti questi aforismi che tendono a valorizzare i valori educativi del percorso che compiamo con il nostro sport. Un'altra cosa importante anche da capire, qui mi rivolgo ai genitori e ai nonni, ho avuto anche Massimo Donadon, che è canottiere Sile, una delle più antiche discipline che abbiamo come canottiere Sile qui a Treviso, quale è molto preoccupato perché non è il problema del ragazzino, e lo dico anche alla dottoressa, è del genitore, questo ragazzino che magari si stanca, no, non voglio più fare canottaggio, non mi piace, poi faccio tennis, poi faccio pallavolo, poi faccio... Invece dobbiamo capire che bisogna anche dire no, adesso fai un percorso, poi deciderai. Il valore del sacrificio è troppo faticoso, mio figlio non è abituato, capisce dottoressa che anche qua io mi rivolgo a questi genitori, fate un passo a lato e anche indietro e lasciate, se si iscriva, che finisca il percorso, l'hai voluto, adesso finisce il percorso e poi vedremo, ma intanto, visto che è anche un percorso anche economico che costa, perciò è giusto che tu lo, ecco, genitori cercate anche di essere autorevoli, non autoritari, autorevoli, hai deciso di fare questo, lo porti fino alla fine. Cosa dice dottoressa? Perché anche qua se no non ne veniamo più fuori, prego. Sì, allora su questo devo dire che io provengo da studi educativi e prima di lavorare presso l'ente regionale Veneto Lavoro lavoravo in Comune di Venezia e mi occupavo proprio di attività con i ragazzi di prevenzione del bullismo e cyberbullismo e facevo consulenza genitoriale. Devo dire che i genitori hanno proprio bisogno di essere aiutati perché viviamo in una società in cui, diciamo, i valori che vengono veicolati sono quelli del facile guadagno, della via più corta. Lo sport invece è uno degli aspetti che più aiutano i nostri figli a imparare una disciplina, un'autodisciplina, delle regole, ed è vero che quando incomincia la bella stagione i compagni di classe vanno ai giardini, i figli vorrebbero sospendere l'attività e andare a giocare, questo mi è capitato anche come mamma. In effetti se i genitori riescono a tener fermo, diciamo, un po' l'incarico genitoriale di essere comunque adulti rispetto ai bambini, ai figli, e dare quindi delle guide, sì, i ragazzi che poi, i bambini che finiscono l'attività sportiva a fine anno con la festa finale, in genere ci sono sempre dei bei momenti di aggregazione finale, normalmente vivono una soddisfazione talmente alta che pezzetto per pezzetto imparano il valore del sacrificio e ne imparano il senso educativo, ma credo che Alessandro Esposito lo sappia molto meglio di me perché lo sport è proprio prezioso in questa dinamica. Sacrificio e rinuncia anche, perché devi rinunciare, sì. Prego Esposito. No, sì, lo vedi dopo quando riesci a portarli alla fine a diventare grandi, voglio dire, io in questi 25 anni di attività con i ragazzi ho avuto anche parecchie soddisfazioni, al di là sportive, soddisfazioni proprio dal punto di vista della persona, medici, gente che si è impegnata molto, che ha fatto un percorso, è riuscito, diciamo, a sfruttare le cose che ha imparato durante il suo percorso di sportivo, anche poi nella vita, diciamo, quella civile, chiamiamola così. Allora sentiamo come ci saluta la dottoressa Alessandra Rossi di Veneto Lavoro, e non solo, con questi progetti molto importanti. Prego dottoressa.
Ma io veramente saluto tutti i telespettatori che stanno ascoltando, ringrazio moltissimo Rete Veneta, insomma, per l'invito, e ogni volta che c'è un'occasione per condividere questi progetti, queste attività con persone che si occupano di sport, di terzo settore, di volontariato, è preziosissimo, per cui io vi ringrazio veramente molto dell'invito, e se qualcuno, aziende per esempio sugli incentivi fiscali o privati cittadini, associazioni, volesse avere maggiori informazioni, non esitate a contattarmi, magari tramite la redazione della trasmissione potete avere i miei contatti, mail e telefono. Grazie dottoressa Rossi. Sentiamo come ci saluta Alessandro Esposito. Io non posso che associarmi ai saluti a tutti quanti e ringraziare voi per l'opportunità. Per me è stata, devo dire che trarrò l'opportunità anzi di fare qualcosa di nuovo, perché adesso io prometto che comunque lancerò il sasso, vedrò. Si è aperto un mondo voglio comunque, parallelo. Voglio comunque poter cavalcare questa idea, che potrebbe essere veramente un'idea interessante. Grazie. Fa parte della nostra attività, insomma, quella, no? Quindi oltre alle scuole anche le carceri potrebbero essere sicuramente un punto di riferimento per noi, perché comunque il nostro obiettivo, progetto è quello di valorizzare la disciplina che pratichiamo e i suoi contenuti educativi. Grazie anche a Alessandro Esposito, commissario tecnico sport judo, di essere stato con noi. Grazie ancora dottoressa Moretti, ci faremo sentire. Pubblicità. Altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Massimo Zappia, imprenditore. Buongiorno. Grazie Massimo di essere qui. Buongiorno. Saluto anche Alessandro Cucca, presidente Associazione Venezia Giulia e Dalmazia. Grazie anche lei, dottor Cucca, di essere qui con noi. Parleremo anche di questo giorno del ricordo, qualche passo in avanti si è fatto. Sentiremo anche come vive anche Alessandro Cucca anche questo mondo giovanile, questi ricordi, queste, ecco, che fino all'altro giorno, perché è passato poco tempo e si è iniziato invece a capire cos'è il giorno del ricordo dopo il giorno della memoria. Finalmente qualcuno ha detto ci siamo anche noi. Però Massimo Zappia, vorrei partire proprio con lei, nel senso che abbiamo sentito questo Veneto Lavoro in regione, si stanno aprendo le carceri anche al mondo dell'edilizia e non solo, per cercare di avere anche della manodopera, per far capire che forse si è sbagliato ma posso anche recuperarti grazie anche alla forza lavoro che magari tu cerchi, che non hai mai avuto, e adesso c'è questa opportunità. Come vede Zappia questa opportunità che si sta dando? Perché i numeri non ci sono, le persone non le abbiamo, e questa è la verità. Prego. Intanto grazie Mirella per l'ospitalità, sei sempre molto carina, io vengo volentieri a trovarti perché è giusto parlare di tante situazioni e della situazione soprattutto che in Veneto, la nostra regione, sta attraversando, forse anche l'Italia. Questo argomento che tu hai introdotto è un argomento fondamentale, perché le aziende, ricordo che sono fatte da uomini, non sono mai le aziende che fanno gli uomini, ma sono gli uomini che fanno le aziende. Il problema degli imprenditori, dopo tutto quello che c'è stato, quindi eco bonus, super bonus, siamo messi un pochino male. C'è stata la fuga e anche la non voglia, non la possibilità di preparare la gioventù ad avvicinarsi ai lavori, e quindi non c'è stata più formazione. La manodopera che viene a mancare, perché proprio anche solo la manovalanza, cioè fare lavori umili, non sto dicendo lavori scorretti, sto parlando di lavori umili, perché a me hanno insegnato che qualsiasi lavoro onesto è pur sempre un lavoro. E adesso siamo alla ricerca della manovalanza, perché nei cantieri si parla di sicurezza, bisogna essere sicuri, bisogna lavorare imbragati,
devi essere con i permessi a posto, devi avere versato i contributi per avere il DURC regolare. Il DURC è, diciamo, una sorta di carta d'identità se sei buono o cattivo, se hai pagato le tasse, ti sei versato i contributi e gli INPS, e quindi le aziende possono andare avanti. E quindi questo Stato, che il più delle volte non è mai vicino agli imprenditori, ma è sempre più distanti, e ci sono queste categorie dei privilegiati, che uno può permettersi di fare il furbetto e non pagare le tasse, e magari stiamo parlando di persone anche politiche che hanno delle aziende e possono permettersi anche di essere arroganti, come dicevamo, e mentre altri imprenditori, che sono imprenditori normalissimi, molto umili, che fanno fatica a pagare, ad arrivare al fine mese. Non dimentichiamo che il contribuente, in questo caso l'imprenditore, per quasi 10 mesi l'anno lavora solo per lo Stato. E quindi io mi chiedo, la formazione ai dipendenti come può essere sempre a carico dell'imprenditore, che questa figura così è rimasta un po' in solitudine, passami il termine, e adesso chiaramente siamo alla ricerca di formare la professionalità, una volta anche sui banchi di scuola, che è interessante, va bene il titolo di studio, ma poi qualcuno dovrà fare i mestieri, e insegnare a fare i lavori è sempre diverso, è sempre più complicato. Resta il fatto che poi ci sono molte aziende, ne abbiamo parlato prima, molte aziende non riescono a fare neanche il passaggio generazionale. Quindi ragazzi, non dimentichiamo che l'89% forse anche di più, delle aziende venete non passano ai figli perché non hanno la capacità o forse la voglia, e quindi queste energie del padre o del nonno vengono meno, e queste aziende finiscono in mano a diciamo multinazionali, che il più delle volte o le smembrano oppure comunque le chiudono. E così si manda all'aria una capacità imprenditoriale che noi come Italia abbiamo nel profondo del DNA, perché chi non vorrebbe che il proprio figlio intraprendesse le impronte del padre? Solo che fare impresa oggi, Mirella, in Italia, credimi, è veramente complicato, è veramente complicato. È veramente complicato proprio perché qualcuno non vuole capire che non può più funzionare così. Ecco, tu hai detto giustamente, do del tuo a Massimo Zappia, perché non riesco a dare del lei, perché è una persona che conosco da tanti anni, è venuta tante volte, ma è proprio un amico che ha sempre cercato, anche in tempi non sospetti, di dire che stavamo superando l'asticella, era troppo pericoloso, si doveva intervenire, però qualcuno non è stato ascoltato. No. È stato colpito proprio quel mondo produttivo, è stato colpito l'artigiano, l'operaio, è stata colpita la moda, adesso è colpito anche il mondo dell'agricoltura, e tutti mettono davanti la professionalità, ci vuole, bisogna capire anche che forza lavoro ci vuole, chi sei, cosa vuoi. Ecco, queste imprese che non riescono più a trovare proprio la giusta direzione, perché giustamente, come hai detto tu, c'è dietro l'angolo il nemico pronto a risucchiarli completamente, smembrandoli, e all'operaio viene detto: non ti comoda, problemi zero, stai a casa, ti licenzio, o fai quello che ti dico, vai dove ti dico, e se no non esiste, nel silenzio totale di quella politica che lo sapeva benissimo, perché le multinazionali non sono arrivate a caso, qualcuno ha aperto le porte, e noi ci troviamo con questi operai dopo 30 anni, avete sentito le interviste, dico: che fine farò, cosa sarà della mia vita e del mio futuro. Ecco, Massimo Zappia, cosa è successo? Perché è facile dare sempre la colpa all'ultimo governo, tutti passano il cerino, ma qui parliamo dal 2008-2010 che iniziava a traballare, è arrivato l'euro, tante cose. Prego Zappia. Sono tante cose, sai, una combinazione di concause, io dico sempre. Alla fine abbiamo sempre sperato che arrivasse una tipologia tipo un messia
che salvasse, fosse il mago della situazione e poteva estrarre dal cilindro il famoso coniglio bianco. Forse avevamo bisogno di un bel miracolo, perché per mettere a posto un'azienda, io chiamo l'azienda Italia, in un mercato così drogato devi andare in terapia intensiva, e la terapia intensiva non lo puoi fare con queste persone che sono sorde e non hanno passato quello che hanno passato o stanno passando gli imprenditori. Io prima ti ho fatto un'osservazione, cioè ho detto il DURC, ma voi pensate che il nostro governo, il nostro Stato dovrebbe essere molto più vicino agli imprenditori e aiutarli. Invece, se un imprenditore per disgrazia non riesce a pagare una cartella esattoriale o non riesce a versare puntualmente, perché può capitare un cliente che ti paga in ritardo, una commessa che devi rifare, ci sono tante complicazioni, perché oggi fare impresa hai una cosa certa: ti alzi al mattino, hai i costi fissi, e questo è l'unica cosa che hai come certezza. Quindi io posso capire che può slittare, e invece abbiamo uno Stato che ti punisce, ed è uno Stato che ti blocca i conti, che ti può pignorare i conti indipendentemente che tu abbia la possibilità, o magari sei semplicemente in ritardo, quindi ti macchia la fedina penale delle aziende che si chiama DURC, per il quale tu il giorno dopo non puoi andare più in cantiere. Ragazzi, è una situazione veramente molto tesa. Anche perché hanno passato il pallino in mano alle banche, ai banchieri, e i banchieri stanno decidendo chi è un buon pagatore o un cattivo pagatore. Non so se hai allora capito. Tu sei un cattivo pagatore se io voglio farti diventare fino all'altro giorno eri un buon pagatore. Assolutamente. E magari qualche cattivo pagatore invece può permettersi di fare di tutto e di più. Bravissima. Perché è sulle alte sfere. Certo. E questo fa molto non male. Non dimentichiamo il meccanismo diabolico, e io mi assumo tutte le responsabilità di quello che sto per dire, il meccanismo diabolico che è stato inventato dietro gli ecobonus, perché poi alla fine, quando io potevo ritirare il tuo credito d'imposta, avevo questi soldini virtuali che mi mettevano nel cassetto fiscale. Allora, se io avevo un debito con l'Agenzia delle Entrate, potevo benissimo compensarlo. Sei tu che me lo hai dato, è un tuo credito, a questo punto riprenditelo e compensiamo. No, ti obbligavano ad andare in banca, perché attraverso la banca, e questa è una cosa che mi fa andare fuori da ogni riga, ti obbligavano ad andare in banca perché la banca si tratteneva al 30%, ma il 30% non è oltre il tasso dell'usura. Allora, voi guardate solo i bilanci dell'anno scorso, 2024, delle banche, non ce n'è uno in perdita, sono tutti bilanci stratosferici, e adesso fanno i signori e si comprano. Al posto di aiutare gli imprenditori che possono magari assumere le persone, fare formazione e migliorare la nostra Italia, facciamo i grandiosi e si comprano, fanno queste fusioni con i soldi degli italiani. Ma ti sembra normale uno Stato del genere, Mirella? Ti sembra normale? Il 30% è una follia. Una follia. Allora adesso andiamo dal presidente Alessandro Cuc, prima di parlare appunto come presidente Associazione Venezia Giulia e Dalmazia. Presidente, come vede lei la situazione, ecco, come persona fisica, come uomo, ecco, cosa sta vedendo? E poi parleremo anche di quello che è il giorno importante, il giorno del ricordo. Prego, Presidente. Beh, intanto è stato molto interessante sentire quello che diceva l'imprenditore, perché quando si parla di formazione e quando si parla anche di competenze e professionalità, cioè veramente stringe il cuore il fatto che noi abbiamo tantissime competenze imprenditoriali che poi non verranno trasmesse e vanno perse, perché sappiamo che la locomotiva, ecco, imprenditoriale, ma anche quella della Regione Veneto, è fatta di piccole imprese soprattutto, molte volte anche da imprese familiari, e perdere queste grandi potenzialità è veramente un dramma, e bisognerebbe lavorare molto in questa direzione, come in quella della formazione, perché purtroppo il mondo cambia con una rapidità assoluta, con una velocità incredibile, e quindi bisogna veramente stare dietro a tantissime cose.
Sa Presidente, quello bisogna... che mi rammarica è che abbiamo la fortuna di avere dei ricercatori, scienziati e abbiamo una tecnologia che ci farebbe volare e invece siamo fermi. Basta vedere anche qui da noi con la banda larga, ecco, oppure con la connessione, mi collego con l'Africa, con l'Australia benissimo, mi collego fuori di casa e non riesco ad avere la connessione. Sì. Capisce che siamo proprio fermi, che ce la stanno raccontando in maniera sbagliata, perché vedi abbiamo un problema, Presidente, qui in Italia, che chi grida più forte ha ragione. Ecco, noi ascoltiamo quasi tutti, non tutti, ma una buona parte di quello che grida più forte, di quello che ci sta, che sa intortarcela molto bene. Ecco, quello è quello saggio, quello furbo e quello riesce anche a prendere il mio voto perché me la racconta bene, mentre la verità è un'altra, è che siamo fermi. Le imprese sono veramente in crisi, gli agricoltori sono in crisi, le scuole sono in crisi. Adesso abbiamo sentito la sanità ha passato proprio a livello ottimale, abbiamo sentito, è stato detto ieri, però poi arrivano le telefonate di persone disperate, capisce che c'è qualcosa che non va e soprattutto la fatica che avete fatto anche voi, Presidente Cook, ad essere ascoltati, ad arrivare finalmente al giorno del ricordo, dopo il giorno della memoria. Ecco, è stato difficile, faticoso, perché per molti anni la polvere andava messa sotto il tappeto, guai a tirare fuori e alzare il tappeto. Cosa è successo, Presidente? Finalmente si respira, potrà dire lei, prego. Diciamo che dal punto di vista oggettivo è finita 80 anni fa. Ecco, abbiamo appena parlato di blocco. Presidente, ci sente? Va meglio adesso? Sì, adesso sì. Sì, io sì. Allora, da quelle terre si è venuti via. Allora andiamo a vedere un video, vediamo un video prima che così mettiamo a posto proprio il giorno del ricordo e poi commentiamo. Si sentivano parte di quel Golfo di Venezia che ha fatto grande questa nazione. Diviso e che si arricchisce ogni anno. Per noi è un onore il vostro lavoro. Per ben 30. Il Presidente mi ha incaricato anche di fare una piccolissima, allora l'Istituto Comprensivo Grimani di Marghera, che da anni arricchisce questa celebrazione. Italiani da Istria, Fiuma e Dalmazia. Vengono resi gli onori ai caduti. Presentat! San Marco! Onore ai caduti! Oggi ci troviamo insieme in questo importante giorno per ricordare che si svolge al Quirinale con il Presidente della Repubblica e ricordiamo quello che è scritto sulla targa del nostro monumento. Alumni. Cosa vuol dire? Che nelle famiglie di almeno 2000 Prende ora la parola il prefetto di Venezia, Darko Pellos. Proseguiremo ora ascoltando gli alunni dell'Istituto Comprensivo Grimani che canteranno delle canzoni. Ballano le tende
Stasera, ieri sera, do Bangladesh adulti su 40 anni che se la senta io che dondolava. Vabbè, sì, invece fai Tutti possono dire quello che vogliono, ma non possono dire che a Rete Veneta non ricordiamo il giorno della memoria, il giorno del ricordo, ecco, le situazioni anche più crudeli che ha vissuto anche il nostro paese, perché questi siamo anche noi. Allora abbiamo recuperato, grazie al nostro Andrea Basso in regia, Alessandro Cucca. Allora prego Alessandro, perché come ho detto prima ha capito come funzionano le connessioni, prego. Ok, allora avete visto adesso un servizio collegato con la cerimonia che abbiamo fatto a Marghera il 10 febbraio, appunto il giorno del ricordo. Io non c'ero in quell'occasione perché ero alla cerimonia ufficiale al Quirinale, che è stata veramente molto molto importante e significativa. Ma prima di tornare al Quirinale volevo dire, come diceva Mirella giustamente prima, la legge sul giorno del ricordo è venuta nel 2004, quindi abbiamo dovuto aspettare circa 60 anni per riconoscere questa pagina di storia, che non è una pagina di storia locale collegata col confine orientale solamente, ma è una pagina di storia nazionale a tutti gli effetti. Io tra una settimana andrò a Palermo, dove in collaborazione col Comune di Palermo e con appunto la Regione Sicilia lavoreremo per un monumento a Palermo che ricorda che circa 350 infoibati erano siciliani perché niente, non c'è connessione. Allora andiamo da Claudio Marano Vicentino. Ciao Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Prego Claudio. Mi chiedono spesso perché non mi va bene questo tipo di governo. Prima sentivo che parlavate delle banche e uno dei motivi è perché non fai la tassazione praticamente sui mercati finanziari. Voi dovete capire che quando negli anni 80 hanno visto che c'era il commercio estero attualmente col commercio estero si gira 20.000 miliardi di dollari al giorno praticamente, all'anno, 20.000 miliardi di dollari all'anno. Praticamente con lo scambio di denaro, i mercati finanziari, 20.000 miliardi, cioè quello che si scambia con il commercio, e lo fanno in 3 giorni. Allora dovete capire, tanto vi dico questa, vorrei anche parlare degli anni 80 che hanno privatizzato la Banca d'Italia senza chiedere nulla a nessuno, che è stata una grande ingiustizia, ma siccome che ormai è l'ingiustizia verso i cittadini siamo abituati, per adesso sto zitto. Però intanto cominciamo col parlare perché non tassano i mercati finanziari, cioè 20.000 miliardi in 3 giorni, che è praticamente l'intero commercio di merci che facciamo in un anno. Buona giornata signori. Grazie a Claudio. Prima di commentare la telefonata di Claudio con l'imprenditore Massimo Zappia, andiamo a vedere allarme mafia imprese. Andiamo a Venezia.
capi calabresi delle cosche che si trovano appunto giù hanno raccomandato a chi opera nelle locali qui della zona del Veneto di mantenere un profilo basso, perché non vogliono attirare l'attenzione delle forze dell'ordine. Durante i processi lo hanno raccontato i collaboratori di giustizia, l'ordine dalla Calabria e di agire con discrezione. E in effetti di 'ndrangheta in Veneto si parla ancora molto poco, ma l'attività economica in Veneto dell''ndrangheta ha già da tempo perso i contorni della semplice infiltrazione per evolversi in un vero e proprio radicamento della criminalità organizzata di stampo mafioso. Sono degli indicatori che sono molto significativi del fatto che qui è molto attrattiva la nostra regione per le organizzazioni criminali, e quindi qui va svolta l'attività di contrasto. C'è l''ndrangheta presente in queste 4 province qui, Verona, Vicenza, Padova e Venezia, e poi c'è i casalesi, sono in provincia di Venezia. Più di 30 anni fa Falcone aveva definito la mafia una potenza economica che agisce oltre i confini della Sicilia. Ebbene, in Veneto operano 464 aziende di terza fascia, cioè con un fatturato sopra i 100 milioni di euro. In Sicilia solo 36. E allora è evidente che questo sia un territorio molto più attrattivo per gli affari e che sia riduttivo, se non addirittura fuorviante, indagare solo in certe regioni meridionali, quando i grossi fatturati avvengono qui. Ritengo che questo sia il momento, visto che domani saranno presenti il sottosegretario alla giustizia e il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, per chiedere ad entrambi un apporto immediato di personale per rimpolpare questi organici che sono peraltro ridotti, che non tengono conto dell'evoluzione di questi ultimi anni. Allora, sentiamo come commenta questo servizio l'imprenditore Massimo Zappia, poi torneremo da Alessandro Cucca, vicepresidente Associazione Venezia Giulia Dalmazia. Prego. In modo molto semplice, con un esempio lampante: la mafia è un'infezione e l'infezione trova adesione quando c'è una ferita, e quindi non si può estirpare l'infezione se non si evita di farsi male. Quindi forse le imprese andrebbero protette, perché c'è terreno facile per quando l'impresa, anche grossa o minuta, è in difficoltà e non riesce a trovare le risorse per fare certi movimenti o anche crescere, o soprattutto magari pagare certi debiti, si rivolge a terze persone, e queste terze persone iniziano così, piano piano, alla fine entrano dentro le aziende e diventano delle aziende con delle risorse non legali. E questo è successo, ma succede molto spesso. Infatti vediamo a volte degli imprenditori, a me è capitato di vedere degli imprenditori stranamente in difficoltà e poi successivamente con le loro imprese stranamente molto sfarzose, e lì ti fai delle domande, perché le risorse economiche non le trovi dietro l'angolo, perché le porte sono sempre più blindate. E qui torno sempre un po' e mi collego anche al video che abbiamo visto. È vero che la storia insegna e l'uomo dimentica, ma io vorrei che questo video fosse un monito anche per i nostri politici, perché mentre le persone sono morte gratuitamente, anche solo per salvare una certa fazione o fare qualche servizio per salvare una di queste condizioni, un imprenditore, una fascia, forse magari bisognerebbe riflettere che ci sono state delle persone che hanno dato molto alla nostra patria gratuitamente, e quindi neanche dietro un compenso c'è qualcuno invece che riesca a muovere solo una penna e a farsi carico della propria responsabilità. E questa, cara Mirella, per me è una tristezza, perché non è un progresso, questa è una sconfitta. Allora, Presidente Cook, proprio la storia e la politica, c'è sempre la politica in mezzo, la politica che dove vuole arriva, dove vuole vede, e dove non vuole non arriva e non vede, e continuano a passare il cerino. Non è mai colpa di nessuno, ma la storia è storia, i morti sono morti e le foibe si sa, ci sono state, sì. e gridavano dolore. Prego, Presidente. Sì, io volevo anche dire qualcosa di positivo, perché noi abbiamo una storia tragica, una storia che è stata chiusa per 60 anni, di cui non si è potuto parlare, era un argomento tabù,
non si parlavano di foibe, di esodo giuliano-dalmata, e questa è stata quella che abbiamo anche chiamato la congiura del silenzio, cioè chi ha vissuto sulla propria pelle quelle tragedie, non veder riconosciuto neanche questa sofferenza è stata un'ulteriore tragedia. Fortunatamente nel 2004, dopo varie attenzioni, dopo varie abbiamo cercato di sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica e siamo arrivati al fatto di istituire la legge sul giorno del ricordo, e dobbiamo ricordare che il 95% del Parlamento italiano ha votato a favore di questa legge, e questo la dice lunga, magari in maniera tardiva. Io vengo per esempio ieri da un bellissimo incontro con una scuola appunto di Mestre, ma in questo mese abbiamo fatto tantissime iniziative. Il mondo della scuola è una nostra priorità, perché purtroppo chi andava a scuola negli anni 70, 80, 90 non poteva sapere niente di questa storia, perché non se ne parlava e non c'era nemmeno una riga sui libri di testo. Adesso da 15 anni stiamo lavorando col Ministero dell'Istruzione, stiamo facendo dei corsi di aggiornamento per insegnanti, stiamo facendo un concorso nazionale per le scuole, anche un concorso che viene fatto solo per la Regione Veneto. E il 10 febbraio, quando c'è stata la cerimonia al Quirinale, le scuole che hanno vinto il concorso sono state premiate al Quirinale. Ed è caduta ancora la connessione. Allora andiamo a vedere Marca, eccolo qua, è ritornato Presidente? Sì, sono qua, ecco, io volevo dirle che ho avuto proprio un ragazzo che aveva accompagnato il nonno esule in trasmissione. Stamattina ancora di più. Sì, le ho detto è una connessione, andiamo sui satelliti, ma per terra è tutta un'altra storia. Allora, Presidente, volevo dirle che ho avuto proprio un ragazzo che aveva accompagnato il nonno esule nella mia trasmissione, sì. E poi l'ho invitato per raccontare la sua storia. Perché si è così appassionato di questa storia, che vuole conoscere, perché la fortuna è di avere un nonno che mi ha raccontato, una famiglia che mi ha messo al corrente di quella che è la storia anche della mia famiglia. E da là questo ragazzo è partito a voler conoscere sempre di più e cercare anche di capire e di diffondere questo ricordo. Ed è molto importante, però c'è sempre il primo anello che è la famiglia, Presidente, ecco, la famiglia che racconta, la fortuna di avere ancora questo nonno esule che gli racconta veramente la storia. Prego, Presidente. La cosa bella in questi ultimi anni è che quando andiamo nella scuola oppure facciamo delle conferenze magari in associazioni, col comuni, ecco, lavoriamo molto con le amministrazioni comunali, poi a un certo punto alla fine della conferenza viene sempre qualcuno che dice ma mio nonno era di Capodistria, era di Pola, Fiume, e c'è questo ritorno un po' alle radici, no? Perché in fondo ognuno di noi ha delle radici e prima o poi le va a riscoprire, perché purtroppo anche molti che hanno vissuto direttamente questa tragedia per anni non ne hanno parlato perché era qualcosa che li colpiva al cuore. Quando uno ha vissuto una situazione così tragica, così drammatica, magari ha avuto anche qualcuno in famiglia che è stato ucciso, che è stato infoibato, chiaramente anche per proteggere i figli, le nuove generazioni, non ha subito raccontato questa vicenda, che poi è venuta piano piano fuori. Però, abbiamo Stefano da Mantova, Presidente, se non mi cade la linea, vai Stefano. Buongiorno Mirella, buongiorno. Per quanto riguarda il discorso delle banche, della mafia, io ad esempio ho un'azienda e sto fallendo, però mi sono rivolto a grossi industriali che mi aiutano, niente. Alle banche, se alle banche gli chiedi 400-500 mila euro, te ne danno 200 mila, gli altri dove vai a prenderli? Quindi, siccome che dei soldi ce ne sono tanti e di persone che si ammazzano ce ne sono tante, se le banche fanno le banche come 20 anni fa, le cose si possono risolvere, se no sarà sempre peggio. E quello che ti dico io è una cosa solo,
io non mi sono rivolto alla mafia, però per il carattere che ho io potevo anche rivolgermi, perché non ho paura di niente, non ho niente da perdere. Però c'è una cosa solo, che siccome camminavo Borsellino e Falcone non mi sono mai rivolto alla mafia, però sto perdendo la mia azienda. Care le mie banche, o fate qualcosa e non state lì a fargli i peli nel sedere alla gente, se no qua la gente, le aziende piccole o medie falliscono tutte. Grazie Mirella, ti saluto. Grazie Stefano, grazie della telefonata e avere il coraggio di dire qui invece c'è qualcosa che non va e non siamo ascoltati. Allora, prima di rispondere al nostro Stefano da Mantova, salutiamo anche Mantova, ecco, terminiamo con Alessandro Cucca il discorso che stava facendo, l'importanza di entrare nelle scuole, di parlare ai giovani, di far capire che anche questa è la storia. Prego Cucca. Allora, questo è estremamente importante. Anche con la Regione Veneto abbiamo ormai da alcuni anni fatto un concorso per le scuole e vediamo che i lavori che arrivano sono sempre più interessanti, più approfonditi. Non è un qualcosa di superficiale, perché fino a 20 anni fa, quando all'inizio della legge sul giorno del ricordo, se uno parlava del giorno del ricordo non si sapeva collocarlo né geograficamente né storicamente. Adesso almeno sappiamo di cosa stiamo parlando e questo è un grande passo avanti. E vado ancora oltre. Quest'anno diciamo che c'è Gorizia Nova Gorica, capitale europea della cultura, una cosa che fino a 20-30 anni fa era impensabile. L'inaugurazione è stata fatta l'8 febbraio in piazza Transalpina, dove fino a qualche decennio fa c'era un muro come quello di Berlino. E quindi lavorare in quest'ottica anche europea è importante però non dimenticare quello che è successo, perché è stato calpestato questo passato per troppi anni e quindi dobbiamo fare in modo che questa pagina di storia italiana sia conosciuta da tutti o almeno da più persone possibili. Grazie Cucca. Sentiamo allora anche come commenta il nostro Massimo Zappia, oltre alla telefonata di Stefano da Mantova, ecco questa nuova politica americana, Trump con questi dazi, l'Europa che vuole veramente essere smembrata, ognuno per conto suo, e questo è il lavoro che sta facendo. Ecco, e soprattutto qual è la preoccupazione più grande, Zappia? Perché Stefano l'ha detto molto chiaro, guardate che le piccole imprese non riusciranno a sopravvivere se non verranno supportate. Prego. Hai sentito che cosa ha detto Mirella? L'ha detto in modo molto candido, ha detto io perderò la mia azienda, cioè dietro c'è il sacrificio di una persona, probabilmente di una famiglia, e quindi come si può essere così insensibili? È come se uno che produce, non so, frutta e verdura, io ho bisogno di frutta e verdura e vado a comprare da lui frutta e verdura e gli chiedo, e lui mi dice sì, se hai la frutta e verdura io ti do la mia frutta e verdura. Il denaro è una merce, quindi una volta le banche aiutavano gli imprenditori, veniva magari il direttore della banca che era del paese, veniva a vedere cosa facevi, guardava la tua produzione, magari ti conosceva perché conosceva il nonno, il papà e quanto altro. Adesso invece non c'è più niente, ci sono solo numeri e quindi dietro i numeri si perdono poi le aziende, perché ha detto bene Stefano, è difficilissimo, le banche non solo tu ne hai bisogno di 400, te ne danno 200, ma perché ne devi garantire 400. E quindi a questo punto è un cane che si morde la coda. Secondo me non andiamo da nessuna parte. Però per avere anche quei 200 devi averne 800 di capitale. Allora se ne ho 800, allora che cosa ti vengo a chiedere? Ecco, e ci risiamo di nuovo. Ed è tutto un collegamento, quindi io non mi meraviglio più di niente, ma non sono neanche più arrabbiato, perché sai, quando sei arrabbiato la rabbia passa, la delusione invece rimane. È un po' come il giorno della memoria, leggere le cose attraverso un libro è un conto, ma tu guarda negli occhi la persona che ti sta raccontando che cosa ha fatto, perché io mi ricordo benissimo mio nonno quando mi raccontava dei partigiani e della seconda guerra mondiale che lui ha vissuto. Mi sono rimasti impresse quegli occhi, quell'emozione, la voce che tremava e ti faceva capire
il dramma che avevano vissuto. Allora io chiedo sempre, ma perché non invitare le persone? Apriamo le scuole, raccontiamo, facciamo raccontare queste cose che sono a volte un sostenimento a quello che leggiamo sui libri, perché attraverso l'emozione imprime decisamente nel cuore e nella memoria. Questo è non dimenticare. Vladimiro da Rovigo, ciao Vladimiro. Ciao Mirella, grazie. Una domanda per il tuo ospite lì in studio. Dunque intanto sì, probabilmente adesso, come che ha detto nel servizio di prima, che va qua a mano più leggera. Ma io mi ricordo che qualche anno fa, per esempio nel Veronese, 5, 6, 7 anni fa nel Veronese, capitava più di una volta che di notte prendeva fuoco i mezzi delle aziende che operavano in certi settori della raccolta rifiuti o via parlando. Oppure nella zona del San Donà capita 3-4 volte che aziende agricole alla notte gli rubava i trattori, ma dopo non è che i trattori sparisce, li trovava 200-300 metri lontani dall'azienda agricola, buttava mezzi dentro ai canali di scolo. È chiaro che quelli, capiamo bene senza bisogno di dirlo chi che faceva queste cose qua. Fortunatamente qualcuno ha detto, ragazzi, di qua a mano più leggera, e quindi se non altro quelle cose non li fa più. Ma mi è un aspetto che mi fa proprio rabbia, ma una roba incredibile. Oggi sciopera i magistrati, benissimo, cioè mi spero per loro che riesco a ottenere il loro scopo, via parlando, però per esempio è da tanti anni che a Verona e nel Veneto chiede che venga aperto dal Ministero della Giustizia una direzione distrettuale antimafia anche a Verona. Passa gli anni, passi i governi di qualsiasi tipo e non viene fatto nulla. Ma nel Ministero della Giustizia a Roma, a decidere se viene aperto o chiuso un ufficio, non sei degli oscuri dirigenti come in altri ministeri, sei magistrati togati che viene distaccato il Ministero e loro decide se per esempio Verona è meritevole o meno di avere una direzione distrettuale antimafia. Ecco, mi fa rabbia vedere che nel passare i nostri industriali non hanno soldi. Cosa ha fatto il governo centrale quando le due principali banche venete della zona del Treviso Vicenza e del Fallio? Nulla non ha fatto. Cioè, amico, che mi fa rabbia è che nel passare degli anni si vede in continuazione che lo Stato centrale non solo non fa nulla, ma addirittura fa danno, perché è riguardato quella persona nel servizio, no? E cioè, in Sicilia quasi diminuì gli affari della mafia, qua in Veneto si aumenta. Mi ritengo impossibile che a livello di intelligence e di intelligence statale noi sappia perfettamente chi che è quelle aziende legate alla mafia che sta operando qua in Veneto. È impossibile, evidentemente, o che c'è delle impossibilità o che c'è degli affari loschi e non va a toccare che gente lì. E se ha limitare a dire, ragazzi, a dire con mano più leggera che sennò la gente vota per la Lega, vota per Zaia, cioè mi fa arrabbiare che quando che in Veneto, ma anche in Lombardia, ma anche in Emilia Romagna, una persona chiede che magari quando che viene aggiustare un ponte che non sia Roma a farlo, che mette 7 anni e lavora anche male, ma che sia i locali, ecco che giù l'Italia, gli egoisti, i secessionisti, il vescovo della Calabria che parla che è un pericolo mortale per il sud. Però poi quando che tocca allo Stato centrale fare cose, non solo non fa mai una massa, ma addirittura dà l'impressione di collaborare. Cioè veramente mi fa girare le palle sentire ogni mese sta litania che la mafia sta avanzando, bisogna stare attenti, ma chi sono le persone che deve stare attenti? La polizia locale del comune di Treviso o del Montebelluno, cioè adesso deve essere i vigili a fare la guerra alla mafia. Deve essere i carabinieri, deve essere la polizia, deve essere la magistratura, deve essere l'intelligence, che loro sa perfettamente chi che c'è qua che opera in quel senso. Cioè io mi sento offeso da dover sopportare questa gentaglia che se mi chiedo di potermi asfaltare in strada divento secessionista, però a Roma fa solo delle grandi cazzate. Scusa Mirella, ma veramente qua mi sento preso in giro. Ciao Mirella, scusami dello sfogo. Buongiorno all'ospite. Tranquillo, se non vi sfogate qua dove potete sfogarvi. Sì. Allora andiamo a vedere cosa ha detto la CGIL in quanto al lavoro povero. Andiamo a sentire.
non si può scaricare sull'ultimo anello magari quell'aziendina piccola che ha preso l'appalto in maniera anche strozzata e scagionando invece la stazione appaltante o la ditta grossa che appalta i lavori alle aziende piccole, mantenendo magari il grosso del guadagno. Parte dal referendum alla CGIL più caro Mauro Visentini, il quarto della lista tra quelli proposti proprio dal sindacato. È il quesito che riguarda l'esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltante e subappaltante negli infortuni sul lavoro. Si vogliono eliminare le misure che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all'impresa appaltante. Una realtà, denuncia la CGIL, quella dei subappalti, che proprio nell'operoso Veneto ha fatto la sua fortuna con il gioco a ribasso del costo del lavoro. È presente in quasi tutti i settori, dal settore pubblico, dove ci sono gli appalti e i subappalti alle varie cooperative e varie realtà appunto che lavorano per il pubblico, ma nell'industria, penso al meccanico piuttosto che ad altre realtà, nell'edilizia come nella logistica. Il terzo quesito punta all'eliminazione di alcune norme sull'utilizzo dei contratti a termine. Ovvero che non si possa mantenere all'infinito i lavoratori assunti a tempo determinato e per questo motivo molto spesso ricattabili. Ci sono dei limiti che sono stati ampliati moltissimo anche da questo ultimo governo. Il primo quesito punta al ripristino dell'articolo 18, eliminando così il Job Act. La possibilità di essere riammessi al lavoro qualora licenziati in maniera ingiustificata nelle aziende sopra i 15 dipendenti. Per le aziende sotto i 15 dipendenti, secondo quesito, la possibilità di rimandare la contrattazione e la necessità di riammettere un lavoratore licenziato senza giusta causa. Non c'è ancora la data per partecipare al referendum. Il sindacato ha chiesto con forza al governo che sia agganciato alla prossima tornata elettorale di primavera per scongiurare l'astensionismo. E prima di commentare abbiamo in linea la nostra Nadia. Ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Io non parlo delle banche e niente. Comunque volevo ringraziarti pubblicamente, come pubblicamente mi lamento. Volevo ringraziarti per il tuo, non so neanche come dire, questa mattina sono stata contattata dal servizio sociale di Treviso perché devo recarmi a Treviso e abbiamo contattato e adesso siamo in una buona strada. Grazie infinite Mirella, non so come ringraziarti. Vai tranquilla Nadia, non devi ringraziarmi, io cerco solo di arrivare se posso arrivare, perché non sempre posso arrivare per dare una mano, non devi ringraziarmi, non ho fatto niente di speciale, ho solo cercato di metterti in contatto con chi di dovere, perché visto che li abbiamo è giusto anche fare questo, ma non ho fatto niente di così grande Nadia, vai tranquilla, l'importante è che trovate veramente le soluzioni quando posso, però vi prego, guardate che non ho la bacchetta magica, delle volte anche la privacy mi impedisce di fare anche un piccolo passo anche in situazioni delicate, perciò capite che io quello che posso lo faccio più che volentieri, anche un mio dovere come cittadina attiva nel territorio la quale penso di essere. Grazie Nadia e vai avanti. Allora Massimo, quello che veramente traspare è questa poca attenzione da parte veramente di chi ha fatto grande il nostro paese, perché il nostro grande paese non è stato fatto dalle multinazionali, non è stato fatto dai nomi potenti, è stato fatto anche dai lavoratori, dalle piccole imprese, dagli operai, dagli artigiani, questo valore aggiunto che abbiamo la fortuna di avere nel nostro territorio, che è stato calpestato, la creatività, che tutti ci invidiano, che copiano perché non ce l'hanno,
però riescono a fare questo e smembrano il paese, il territorio, eppure il territorio è anche la storia che sta raccontando anche Cook, quanta fatica per arrivare ai 60 anni di silenzio nell'oblio totale di chi doveva intervenire. Ecco, cosa vuoi dire? Ecco, la storia è storia. Bravissimo, sarebbe tutto molto più semplice se andiamo a unire i puntini, basta che questi puntini vengano messi in modo ordinato, perché secondo il mio punto di vista ci stiamo un po' perdendo nelle favole, nelle cose che non sono reali. La mafia entra nelle aziende e fa strage, si camuffa sotto le mentite spoglie di questi fondi di investimento. Adesso tu senti questi fondi di investimento che comprano qua, comprano là. Io volevo fare un tecnicismo, cioè farvi capire una cosa: se da imprenditore tu devi versare dei soldi dal tuo conto corrente perché magari non riesci a pagare una riuscita bancaria e fai un versamento dal conto corrente al conto dell'azienda, c'è una procedura, perché la banca potrebbe chiederti da dove arrivano i soldi. Allora Mirella, io sono una persona molto semplice, ma mi confondo anche. Quando uno vede arrivare tonnellate di milioni di euro, lì non chiedi da dove arrivano? Mi stai dicendo che lì nessuno sa da dove arrivano? Questi fondi di investimento, quali sono gli investitori? Fammi capire da dove metti i soldi e il patrimonio che hai alle spalle. Non ci vuole molto se vogliamo bloccare le cose. Possiamo proteggere il nostro territorio, possiamo proteggere gli imprenditori, possiamo salvare quello sforzo che è stato fatto per costruire le aziende italiane, perché io sono un italiano, proteggo l'Italia, amo l'Italia, però alla fine ti rendi conto che sono sempre acqua fredda anche sulla poca brace che rimane. Tutte le mattine c'è sempre una novità e soprattutto ti vogliono far credere che queste cose sono così, ci sono questi fondi di investimento, ma ti giuro Mirella, sono mesi che io ne sento parlare sempre in modo più frequente, fondi di investimento che comprano qua, che comprano là, entrano in punta di piedi nelle aziende. Molte aziende sono comprate perché sono state acquistate, magari gli lasciano il 2 o il 3% l'imprenditore, giusto che stia lì. Io vorrei solo fare una domanda: ma come tu sai, come banca, come agenzia delle entrate, addirittura il numero delle scarpe che ho, perché non mi dici da dove arrivano invece i soldi dei fondi di investimento, di questi fondi? Mi fai capire, perché sono un po' confuso Mirella. Allora capisci che gli imprenditori alla fine mollano e lasciano perdere tutto. Eppure che ci siano una montagna di soldi che girano è un dato di fatto. Io ieri ho letto di alcune partecipate dove girano miliardi, ascoltate bene la Mirella, su investimenti colossali e nessuno dice niente. Con dei veramente stipendi e liquidazioni pazzesche. Da capogiro. Eppure nessuno dice niente. Se qualcuno chiedete a qualcuno di voi, sapete cosa sono le partecipate? Io sono convinta che l'80% non sa rispondere. Certo. Eppure hanno in mano miliardi e miliardi di euro, con investimenti da capogiro. Perfetto. Cosa vuoi dire? Investimenti magari per muovere questi denari, questi capitali, ma sicuramente sono solo per arricchire chi è già arricchito o chi è già ricco. Ma da dove vengono questi soldi? Facciamoci una domanda molto semplice: arrivano da un riciclaggio, arrivano da vendite farlocche di aziende. Ti faccio un esempio, non voglio fare nome e cognome, ma parliamo di Google. Google lascia in Italia 386 milioni di tasse. 386 milioni di tasse. Allora, e stiamo parlando di un'azienda. Faccio di nuovo un passo indietro. Allora, muoviamo tanti capitali, muoviamo tanti soldi, ma questi soldi alla fine, che continuano a entrare nelle casse dello Stato, e quest'anno abbiamo un debito pubblico che supera i 3 miliardi di euro. Quindi siamo peggiorati rispetto all'anno scorso. Allora, io non riesco a capire, forse la nostra vasca da bagno il tappo non lo vogliamo mettere, perché o sperperiamo soldi, oppure questi soldi spariscono in modo virtuale. Ed è talmente veloce che noi non ci accorgiamo, non ci accorgiamo di quello che sta succedendo, mentre il piccolo imprenditore che potrebbe fare tantissimo e anche bene per il nostro territorio lo andiamo a punire. Poi andiamo a toccare non solo la filiera delle imprese, andiamo sulle, come hai detto tu,
adesso dall'economia agricola, poi passiamo magari a penalizzare la sanità, perché al pronto soccorso di Conegliano ci sono meno medici perché ci sono dei tagli. Allora, fatemi capire, ma l'investimento dove va fatto? Va fatto nel modo giusto. Se sono una persona intelligente e voglio migliorare, io continuo sempre a dire migliorare per migliorarsi, perché in un mondo, in un mercato migliore siamo tutti migliori. Comunque guardate, io ieri ho preso paura, ho visto questi numeri veramente, numeri da capogiro, nel vero senso della parola, di soldi che entrano palati di più e non sappiamo niente. Allora, detto questo, prima di salutare salutare il vicepresidente Cook che è caduto, non riesco più ad averlo. A proposito di connessioni, capite come siamo messi, non è per colpa nostra, anzi. Ecco, io direi di sentire come ci saluta Massimo Zappia. Cosa vuole dire Massimo? Beh, Mirella, io dico sempre che questi salotti, intanto ti ringrazio in modo esplicito e soprattutto sentendo anche le parole della signora che ti ha ringraziato, è già solo il fatto che una persona abbia tentato di fare qualcosa per qualcuno. Forse la nostra società, il nostro territorio può essere migliore se uniamo le forze, ma le forze devono essere fatte di persone intelligenti, della sensibilità, della competenza, di prendersi la responsabilità di quello che facciamo. Dobbiamo fare tutti un passo indietro per ricominciare, perché non dimenticare significa anche riprendere da dove ci siamo smarriti. E qui, ragazzi miei, tocca tirarsi su le maniche, ammesso che sia ancora in tempo, ma io ci voglio credere, e fare qualcosa di utile, perché se perdiamo anche gli imprenditori e se perdiamo il nostro know-how sul territorio, è fatta. Grazie a questo imprenditore, a Massimo Zappia, che ha coraggio di dire quello che non va nel nostro paese, specialmente per imprenditori che fanno fatica, ma imprenditori rappresentano le famiglie, rappresentano una parte importante della società che, come avete sentito, non è partita bene nemmeno col 2025. No. Poi quest'anno siamo in campagna elettorale, chi sopravviverà vedrà, dico io, perché sarà veramente dura. Vediamo se c'è Alessandro Cook. Eccolo qua. Sì, Presidente, allora la saluto con questa intervista, anzi andiamo a vedere questa intervista del Presidente Dalmati e poi la saluto. Andiamo a vedere l'intervista. Va bene. Quale validità ha oggi fare il giorno del ricordo? Se è ancora valido per le giovani generazioni? Io penso di sì, perché anche se oggi i giovani hanno altro per la testa, devono ricordare che se oggi vivono in pace è anche dovuto al conoscere la propria storia, il proprio passato, e quindi farne tesoro. Diceva Manzoni che la storia è maestra di vita, mi sembra però che ciò non accada anche nella nostra Europa, perché guerre nel mondo ce ne sono ancora, e quindi l'insegnamento di questo giorno di ricordo deve essere il messaggio che non accada mai più, ma proprio per conoscere il nostro passato, perché altrimenti se non conosci il tuo passato non conosci il tuo presente e non saprai mai qual è il tuo futuro. Allora, Presidente Cook, come ci saluta e grazie per essere stato con noi. Vale sempre la pena di venire, di ascoltare, perché non c'è solo quel giorno del ricordo, dovremmo sempre ricordare. Prego. Parole. Noi adesso nel veneziano, ma non solo, ormai non facciamo più il giorno del ricordo, ma facciamo il mese del ricordo. Però noi cerchiamo di lavorare anche tutto l'anno, perché faremo delle cose con le scuole anche nei prossimi mesi, saremo presenti al Salone del Libro di Torino, ci stiamo muovendo ormai a livello nazionale, perché bisogna far conoscere sempre di più questa storia, non solo alle scuole ma a tutti quanti, e vediamo che il discorso si sta sviluppando sempre di più e sempre meglio, e chiaramente avere anche l'opportunità di partecipare a queste trasmissioni come quella appunto che fa Mirella con grande successo e con grande capacità, per noi è estremamente importante, perché ci porta a far conoscere sempre di più la nostra vicenda e la nostra storia. Quindi grazie a Mirella.
Grazie a lei Vicepresidente, grazie di essere stato con noi. Abbiamo sentito anche il Presidente dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia. Grazie, grazie. Pubblicità. Altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Diego Zanchetta, sindaco di Gaiarine. Grazie sindaco di essere qui, sempre in prima linea i sindaci, gli unici poretti. E poi saluto anche Maurizio Scassola. Buongiorno dottor Scassola. Allora, buongiorno. Questa sanità al primo posto in Veneto, numero 1, lei cosa ci dice? Iniziamo da lei dottor Scassola, prego. Buongiorno a tutti e grazie ancora dell'invito Mirella. Allora, la prima riflessione è che ovviamente mi fa molto piacere come cittadino veneto questa graduatoria, questo primato. Dall'altro punto di vista devo dire che la quotidianità ci dà un'immagine molto più complessa, no, della situazione veneta, sia a livello territoriale sia a livello ospedaliero, ma oggi ovviamente il mio ruolo è quello di parlarvi della realtà della medicina generale, del cosiddetto territorio. E avete visto che le cronache sono piene di un dibattito molto molto denso e molto aspro che riguarda soprattutto un salto paradigmatico di prospettiva, cioè il ruolo del medico di medicina generale rispetto al sistema o come dipendente o come libero professionista. E questa è una riflessione che viene fatta nell'ottica anche di una riorganizzazione che purtroppo spesso e volentieri vede nelle vie veloci, nelle semplificazioni, la risoluzione di tutti i problemi. E invece quando parliamo di salute, di sanità, di territorio, di popolazioni disperse, di bassa densità di popolazione, e quindi anche qui i signori sindaci hanno un ruolo importantissimo per sostenere il valore degli studi periferici, soprattutto dei medici di medicina generale. Qui noi non siamo contrari alle case della comunità, ma vediamo nelle case della comunità il risultato finale di un percorso di riorganizzazione che deve partire dalla periferia, Mirella, del nostro territorio veneto. Noi stiamo costruendo delle mappe cosiddette georeferenziate con la CGA di Mestre per identificare la disposizione degli studi di medici di medicina generale, la densità della popolazione, la localizzazione delle case della comunità, i tempi di percorrenza dalla periferia alle case della comunità. E tutto questo dimostra come le case della comunità non sono ovviamente il fattore che rimette in ordine tutte le cose, ma sono uno dei fattori che possono andare incontro ai bisogni della popolazione, soprattutto quelli più complessi, ai quali la medicina generale e il medico che lavora da solo nel suo studio, e ricordo che nel nostro grande Veneto il 35% dei medici di famiglia lavora oggi ancora da solo, senza personale, quindi soltanto con le proprie mani, il proprio computer, il proprio stetoscopio e basta. Ecco, io vado a definire una situazione che è drammatica per la modernità del nostro Veneto. Siamo un'eccellenza, ma abbiamo ancora da coprire molte falle, perché noi medici, la popolazione, i nostri pazienti, le persone che assistiamo, abbiamo gli stessi problemi. Riuscire a vivere e offrire le migliori qualità di professionali, però in una situazione di protezione, di sicurezza e di modernità. E dire che oggi ancora il Veneto deve coprire una parte importante di questi bisogni è la prima cosa da cui partire, per poi decidere cosa andiamo a fare nelle case della comunità. Ma il primo problema è: io devo offrire assistenza e cura a quelle persone nelle aree dell'Agordino, del Bellunese, che hanno una casa della comunità a Belluno che di media dista 40, 45, 50 minuti di macchina per essere raggiunta. Allora io devo essere vicino a quelle popolazioni, a quei sindaci, e offrire loro un'organizzazione moderna e dignitosa.
Guardi, dottor Scassola, la ringrazio anche perché lei presenta questa Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e ha spiegato molto bene qual è il problema. Io purtroppo ricevo molte telefonate di diversamente giovani che da Treviso devono magari spostarsi a Motta di Livenza, dove abbiamo questo centro di eccellenza, ecco, di riabilitazione, ma con una fatica enorme, e questa fatica è dovuta anche perché non riusciamo a fare squadra tra associazioni di volontariato, perché tutti facciamo tutto e poi la persona chiama Sveglia Venere e chiede: io cosa faccio, come faccio ad avere un trasporto, a chi devo rivolgermi, non ho figli, non ho nessuno, sono al terzo piano. Capisce che anche qua bisogna fare chiarezza, e soprattutto queste famiglie, come ha detto lei, dottor Scassola, si rivolgono al sindaco. Il sindaco ha un ruolo importante anche su questo. I sindaci hanno fatto squadra con l'ANCE, stanno cercando anche di dare la risposta, anche se a loro è riservata, lo dico tutte le mattine da tanti anni ormai, la coperta cortissima, e sono quelli più esposti. L'ha detto anche il dottor Scassola, è un ruolo importante quello del sindaco. Prego, sindaco Zanchetta. Beh, innanzitutto saluto tutti i telespettatori, ringrazio Mirella per l'ennesima volta per il servizio che fa, che è un servizio importante, e ringrazio il dottor Scassola. Io devo dire che come sindaco mi sento, anzi sono fortunato sotto questo aspetto qua, magari ho altre cose un po' meno. Ho una rete di volontari eccezionali, veramente eccezionali, e mi riferisco al trasporto, anche cosiddetto trasporto sociale, quindi la persona con problemi che non riesce a raggiungere l'ospedale, che deve andare a far visite, che non ha i figli o comunque non riesce a muoversi. Non ho ricordi in questi 5 anni che sono sindaco, ma credo anche prima, che qualcuno abbia avuto difficoltà ad andarci. Chiaro, non possiamo mica affidarci solo al mondo del volontariato, Mirella, sappiamo bene quanto sia difficile, quanto sia impegnativo. Le case di comunità rappresentano una buona opportunità, ma concordo perfettamente con il dottor Scassola quando dice che non è quello sicuramente che risolverà il problema, o comunque le ancora lacune che abbiamo come sanità veneta, pur vero che siamo i primi a livello nazionale come sanità, ma non siamo sicuramente l'eccellenza. Essere lì davanti è un buon segno e deve essere anche uno stimolo per continuare sempre a far meglio. Ecco che allora anche le amministrazioni, per quanto possono, cercano tutte, mi sento di parlare anche a nome di tutti i colleghi, credo che nessun collega si sia mai tirato indietro per poter agevolare l'entrata nel proprio comune dei medici. Il tema è che ci sono pochi medici, quindi la numerica dei medici, Mirella, è veramente bassa, no? E poi non sta a me, e non lo so neanche quali siano le motivazioni, se per, come si dice, i corsi a numero chiuso, non lo so. Fatto sta che i medici sono pochi. Ho un po' la fortuna anch'io che 4 anni fa con l'amministrazione abbiamo investito in una struttura bella, oggi sta dando le soddisfazioni, dove all'interno oggi operano 4 medici per un territorio di 2 comuni, con un distaccamento nel comune vicino. Però non è facile, non è facile. Io penso una cosa, dottor Scassola, e mi dica se la mia riflessione è sbagliata. Io ho riflettuto molto su quello che vedo e quello che sento. Allora, quello che ho sentito erano che i fondi del PNRR erano destinati maggiormente al terzo settore. Poi non si è capito bene cosa voleva dire terzo settore, di cosa si parlava. E mi sono fatta un'idea, che si è investito nel terzo settore, specialmente nel cemento. Hanno privilegiato il cemento e strutture, senza pensare che poi all'interno delle strutture ci voleva del personale e i servizi alle persone. Questo è stato completamente dimenticato, ma ho portato avanti il progetto e la struttura, come l'ha detta giustamente il sindaco Zanchetta. Io ho fatto la struttura, ma io devo avere quello che mi aspetta di diritto, quello che pago le tasse per avere, ed è l'ascolto, ed è la possibilità di avere e di non avere la fortuna di avere quel sindaco o essere su quella città o quel paese, ma appunto di avere i miei diritti. E questo non funziona, non c'è, dottor Scassola, l'ha detto benissimo lei.
Io ho delle persone, e cito l'esempio di mamma Iole, invalida, in sedia a rotelle, col figlio che vegeta da 40 anni su questo letto. Per fortuna che la canonica gli ha dato una stanza, perché non è riuscita neppure a trovare, ecco, questa casa, e non ha i servizi che sono scritti, dottor Scassola, dove questi medici dovrebbero andare da questo ragazzo, da questa mamma, a fare riabilitazione. Lei deve pagarsi, perché non arriva nessuno, anche se io mi sono informata, dovrebbe avere tutte queste figure che aiutano questo ragazzo e questa mamma. Allora non ci siamo proprio, ma chi se ne frega della struttura se poi è vuota, perché sono vuote, è come il letto d'ospedale, ma chi se ne frega che sia d'oro. Io voglio un bravo medico, voglio una squadra che mi curi. Dottor Scassola, non ci siamo, non ci sto più a far finta di niente. Questa è la verità, perché ho i nomi e i cognomi delle telefonate e devo chiamare il sindaco e devo chiamare i direttori generali e allora si muove, ma non può funzionare così. La persona non deve essere fortunata a conoscere Mirella, a vedere Sveglia Veneti, deve avere il diritto di essere accudita. Abbiamo una popolazione che sta diventando sempre più diversamente giovane, sola, impaurita, preoccupata, malata. Prego, dottor Scassola. Come sempre, Mirella, hai preso il cuore del problema. Non siamo partiti dai bisogni di salute o socioassistenziali delle persone, ma siamo partiti dall'idea di incamerare un finanziamento a qualsiasi costo. E questo finanziamento era giustificato da più di 1400 strutture in giro per l'Italia che si chiamano case della comunità. Non si è mai posto il problema di cosa ce ne facciamo, chi ci mettiamo dentro, quali sono gli obiettivi socio-assistenziali di queste strutture. L'importante era giustificare la presenza dei mattoni e dei tondini di ferro o delle mattonelle. Questo è il primo gravissimo errore. Ma noi non siamo contrari come medici di famiglia, come FIMG, alle case della comunità. Noi siamo contrari a continuare a perpetuare questo errore di prospettiva. Noi non vogliamo ragionare delle case della comunità, dei muri delle case della comunità, ma noi vogliamo dire quali sono i bisogni oggi della popolazione veneta, strutturali, organizzativi, come possiamo essere vicini alle persone che curiamo, come possiamo essere vicini agli anziani. E guarda, Mirella, che in Veneto le aree a più bassa densità di popolazione, a popolazione dispersa, hanno gli indici di vecchiaia più alti, quindi si stratifica sofferenza su sofferenza e bisogno su bisogno. E questo lo sanno benissimo i signori sindaci e lo sanno con loro i loro medici di medicina generale. Ma io non voglio fare dei medici di medicina generale gli eroi, perché anche noi abbiamo i nostri problemi, abbiamo la nostra età, abbiamo difficoltà al cambiamento, ma soprattutto c'è un fattore importantissimo a cui ha accennato il signor sindaco. Non è più una professione appetibile, Mirella. I medici che si laureano fanno gli specialisti, fanno altre cose, perché la medicina generale è un campo impegnativo dal punto di vista orario, dal punto di vista fisico, dal punto di vista psichico, dal punto di vista degli investimenti anche. Allora qui dobbiamo parlarci chiaro. Non è che noi stiamo chiedendo più finanziamenti a pioggia, stiamo chiedendo più personale di assistenza, infermieri e personale amministrativo, perché noi senza questo personale, sembra veramente una banalità quello che sto dicendo, ma partiamo dalla segretaria di studio, Mirella. Noi non abbiamo orario sufficiente di copertura delle segretarie di studio che possono rispondere alle persone telefonicamente ma anche in presenza, riuscire a colloquiare con loro, perché è l'equipe che parla con la persona, non è solo il medico. Al medico arriva la persona a cui dobbiamo accedere per l'assistenza con dei problemi che dovrebbero già essere filtrati, assunti dal personale di assistenza di studio, ma tutto questo percorso salta, specialmente in quelle aree del territorio veneto che dicevo prima, perché il rapporto è soltanto 1 a 1, cioè medico di famiglia direttamente con la persona che accede allo studio. Questo è inammissibile oggi.
Non possiamo continuare a lavorare così. È su questo che noi chiediamo di avere più investimenti sul personale, di mantenere l'autonomia professionale, non la dipendenza, perché la dipendenza ci porta a timbrare il cartellino. E oggi il territorio non ha bisogno di timbrature di cartellino, ma ha bisogno di duttilità, di capacità di adattamento, di ampia capacità e disponibilità di orario e di assistenza per patologie che sono sempre più complesse. Poi, se mi permette un'ultima riflessione in questa parte del mio intervento, dobbiamo anche porci come cittadini, oggi soprattutto alla luce di questi cambiamenti, delle difficoltà economiche e sociali, e quali sono i nostri bisogni di salute e cosa vuol dire la definizione per noi di bisogno di salute, perché è una domanda molto importante a cui non possiamo rinunciare di rispondere. Grazie dottor Scassola per essere anche molto chiaro. Chiedo anche al sindaco Zanchetta, ecco la spiegazione che molti di noi si fanno, ma era proprio necessario chiudere tutti questi ospedali, ospedaletti che erano vicini anche al territorio, per poi creare queste realtà nuove dove non si sa che fine faranno, perché non c'è niente di chiaro, i numeri non ci sono, non li trovano, è inutile. Ecco, questi direttori generali sono alla ricerca anche all'estero di trovare queste figure, ma al momento non ci sono. Valeva proprio la pena, sindaco, ecco, parli proprio a cuore aperto come riesce a fare quasi sempre lei, nel senso che, come dice il dottor Scassola, i bisogni erano alti, erano i servizi alla persona, ecco, potevamo rimanere fermi in attesa di vedere chiaro, perché è dal 2009 che l'Italia ha cominciato a traballare e non essere più la quarta potenza mondiale. I segnali c'erano tutti, ecco, vale più il business o vale di più questo cittadino, questa persona che sta invecchiando in maniera ignobile, dico io, nell'abbandono totale, perché non abbiamo i numeri per supportarla, perché i numeri sono stati spesi per altro. E poi io volevo anche dire una cosa, qualcuno mi ha detto di dirlo, saranno anche bella la cittadella della salute, ma fa un freddo per i reparti, non arriviamo neppure ai 18 gradi, allora capisce, no, beh, io dico le cose perché me le dicono, io le dico, sindaco, allora c'è qualcosa che non torna, allora tutto nuovo, tutto bello, sì, ma sono al freddo e non ho il medico, non ho l'infermiere, non so quando mi opereranno. Ecco, cosa sta succedendo secondo lei, sindaco Zanchetta? Lei fa parte anche di un partito importante che è anche al governo, in regione, prego. Ma possiamo sicuramente trovare criticità, poi le criticità sono su qualsiasi cosa che si fa, ci sono poi delle cose da sistemare andando strada facendo. Ho il pensiero che comunque la casa di comunità nel suo concetto sia una cosa importante per il territorio, e voglio anche pensare che chi l'ha pensata come idea e poi anche realizzata abbia fatto tutti i conti possibili e immaginabili. Certo, chiaro, ripeto, e ritorno all'aspetto della forse non appetibilità della professione, ci sono, come si può dire, no, l'obiettivo che tutti vorremmo non accadesse mai è che le case di comunità siano delle belle strutture vuote all'interno, perché è chiaro che se dentro non c'è il personale medico è come il gioco dell'oca, no? Arrivi vicino alla casella finale e ritorni indietro. Quindi ripeto, sono convinto che chi l'abbia voluta andare in quella direzione là abbia preso sì cementificato, ovviamente, magari anche ristrutturando poi degli spazi, riqualificando degli spazi obsoleti che abbiamo in giro per il territorio. Adesso la grande sfida, immagino proprio per l'ULSS, sia quella di riempirle con persone professionali. Questo sicuramente sì. E qua è il problema, ecco, è il pero che sta cadendo dall'albero, e se non lo prendo in fretta è perché le persone potranno aspettare che si arrivi a questo, perché
Io lo dico da diverso tempo, adesso c'è solo campagna elettorale, non si apre foglia, non si batte chiodo, perché è così, io ci vado, è inutile che qualcuno mi dica che non è vero, venga a dirmelo per cortesia e vediamo se si va avanti. Allora capisce che io ho parlato con un medico proprio la scorsa settimana per invitarlo, non il dottor Scassola naturalmente, però mi ha detto: guarda Mirella, che ne parleremo fra 1 anno e mezzo della nuova riorganizzazione, prima non se ne parlerà, perciò vuol dire nuove elezioni. Ecco, dottor Scassola, lei come vede la situazione? La vedo molto pesante, Mirella, perché tutto è ingessato da molti mesi. La medicina generale stava trattando fino all'anno scorso per il nuovo accordo integrativo regionale con la Regione Veneto. Accordo integrativo regionale vuol dire che io, oltre a quello che ho di contratto nazionale, la mia regione, per le sue peculiarità, per i suoi bisogni organizzativi di salute, ha un contratto specifico. Qual era il momento migliore, Mirella, se non questo, di andare avanti velocissimamente, proprio alla luce di tutte le criticità di cui stiamo parlando? Cosa sono le case della comunità? Chi ci mettiamo dentro? Quali sono gli obiettivi? Qual è la struttura organizzativa? Qual è il finanziamento? Quali sono gli orari? Che specialisti ci mettiamo? E la gente come accede alle case della comunità? Allora, tutte queste sono domande che andavano sviluppate negli scorsi mesi e invece ci troviamo, come dicevi tu, ingessati, bloccati, perché è già partita la campagna elettorale. E vi sottolineo un aspetto, una campagna elettorale molto incerta, che non sappiamo dove andrà a finire e che risultati ci darà. Ci sarà continuità rispetto alle politiche degli ultimi anni o ci sarà un cambiamento radicale? Si continuerà a parlare di medicina generale dei dipendenti o finalmente si farà chiarezza e si deciderà di Fermo, dottor Scassola, perché ora le faccio vedere un'intervista proprio del presidente Zaia per quanto riguarda i medici di base. Andiamo a sentire. Noi abbiamo posto una questione in passato, adesso non abbiamo ben capito se tornerà fuori o meno, e la vediamo di buon grado, di poter ragionare sulle nuove assunzioni, non sui medici che oggi fanno già sto mestiere, ma se arrivano dei giovani, di poter valutare di assumerli e quindi essendo diciamo, strutturati avranno le 36 ore alla settimana e faranno a tempo pieno il medico di base. Da liberi professionisti dunque a dipendenti del sistema sanitario come gli ospedalieri, una richiesta che ora viene accelerata dal fattore PNRR, o meglio dalle 99 case di comunità che dovranno essere a regime entro metà del prossimo anno. E ben vista anche dalla CISL perché, dice il sindacato, ottimizzerebbe le risorse a vantaggio del cittadino. Secondo la categoria invece non è esattamente così, anzi il paziente perderebbe proprio il suo punto di riferimento. Questo tipo di rapporto convenzionato garantisce la libertà di scelta, garantisce il rapporto fiduciario medico-paziente, garantisce di fatto una continuità di cura che altrimenti verrebbe messa a rischio da una frammentazione dei rapporti di collaborazione, di lavoro fra i vari professionisti. Palmisano aggiunge: e non accettiamo una frammentazione fra medici neoassunti, medici giovani che noi vogliamo tutelare fin dall'inizio, con i medici già in attività. E due diverse contrattualità vanno a cozzare fra di loro e non aiutano le sinergie. Questo vuol dire che se i medici più giovani rischiano di in qualche modo come dipendenti lavorare nelle case di comunità, i loro pazienti, quando andranno nelle strutture non troveranno più il proprio medico, troveranno i medici che a turno si ruoteranno. Il cittadino appunto che si rivolgerà a queste strutture, con le quali vanno definite anche le modalità di accesso, rischia di trovare ogni volta dei medici diversi. La categoria attende da mesi un tavolo con la Regione. Il compito di FIMG è quello di, insieme alla politica, e trovare il più possibile una sintesi per le riorganizzazioni territoriali. È possibile. E conclude: non è un problema di stipendio. Ci teniamo, ripeto, alla autonomia organizzativa. Vi faccio riflettere quanti colleghi medici, anche ospedalieri,
stanno lasciando la sanità pubblica. Ecco, dottor Scassola, allora abbiamo sentito sia il presidente Zaia che un suo collega, ecco, come commenta, prego. Io capisco il presidente Zaia, capisco perché il presidente ha il dovere di trovare risposte veloci. Purtroppo, come dicevo prima, le risposte veloci non esistono in questo campo, esistono le scorciatoie che portano ad errori e a fallimenti clamorosi in una fase in cui dobbiamo veramente essere molto uniti e in sinergia. Un anno fa ho incontrato personalmente il presidente Zaia con molto piacere. È stato affabile, ma sapete la prima domanda che mi ha fatto dopo avermi salutato? Mi ha chiesto: ma perché non volete fare la dipendenza? E io ho detto: Presidente, perché lei vuole l'autonomia della Regione Veneto? No, questa è un'altra cosa, e ha cambiato il discorso. Allora, il Presidente Zaia è una persona affabile, intelligente, è un grande. Stiamo cercando di far capire che le cose, proprio alla luce di questo momento delicatissimo, vanno impostate in maniera diversa. Come diceva Palmisano nell'intervista, come è possibile pensare che nello stesso gruppo di medici di medicina generale ce ne sia uno dipendente che va nelle case della comunità e un altro che continua a fare il libero professionista convenzionato col proprio studio periferico? Non regge questa questione, ma non regge per le persone che curiamo, non regge perché crea disorientamento, crea disorganizzazione. È come se noi mettessimo soggetti diversi con compiti diversi, uno pubblico e uno libero professionale convenzionato. Non può reggere questa cosa. Allora, la nostra non è una battaglia di retroguardia con dei pregiudizi. Noi diciamo, noi ci stiamo per le case della comunità, perché il nostro governo, il nostro Stato ha deciso di assumere finanziamenti rilevantissimi a debito per le prossime generazioni sulle case della comunità, e noi non siamo certamente quegli idioti che si metteranno di traverso. Noi ci vogliamo essere nelle case della comunità, però regole chiare. Io non vado nelle case comunità a fare le stesse cose che sto facendo adesso nel mio studio periferico, costringendo i miei pazienti a venire magari a 20-30 minuti di macchina o di autobus. Io voglio andare nelle case comunità con un progetto chiaro, in cui sono contornato da personale qualificato, segreterie organizzative e accoglienza, infermieri, gli specialisti a me più vicini. Ok, allora su questo io investo tantissimo del mio futuro, sono felice di lavorare in questa maniera, non ho nessun problema di oppormi, non sto bene da solo, e parlo a nome del 35% dei colleghi, ripeto, che lavorano da solo oggi in Veneto, non godono a lavorare da solo, stanno soffrendo e stanno scoppiando, perché hanno 60-65 anni e stanno soffrendo e non riescono a dare serenità e il massimo dell'attenzione ai loro pazienti. Ecco che noi e loro, noi medici, i pazienti, la popolazione veneta, abbiamo gli stessi interessi. E al Presidente Zaia, che io stimo tantissimo, dico: su queste cose dobbiamo parlare immediatamente, non aspettare le votazioni, perché le case della comunità, a maggior ragione, oggi devono essere riempiti di contenuti, di obiettivi, di sicurezza, di qualità. E questo chiedo al Presidente Zaia: ascoltiamoci, parliamone e cerchiamo di buttare via i pregiudizi e togliamo di torno le semplificazioni, perché le semplificazioni in salute portano a diagnosi tragiche. Molto chiaro, dottor Scassola. Sentiamo il commento del sindaco Diego Zanchetta, sì, le parole del dottore. E la ringrazio, dottor Scassola, anche per veramente la chiarezza che sta mettendo in campo. Avevo una domanda, perché adesso siamo tanto coinvolti noi sindaci, noi amministrazioni. Io ho la fortuna di avere una brava assessore ai servizi sociali che segue la partita. Con la riforma degli ATS, degli ambiti territoriali sociali, ho sentito diverse volte parlare di tante cose ovviamente legate alla sanità, tra cui anche le case della comunità, ma anche quanto noi sindaci siamo chiamati tramite le nostre assistenti sociali, ahimè, altro punto pietoso, numericamente non poche, sono meno di poche,
perché se penso al mio comune Gaiarine, 6.000 abitanti, ha una assistente sociale poverina. Però ho la fortuna anche di averla veramente brava e quindi tanti casi credo vengano anche filtrati da noi, dalla macchina pubblica comunale, no? Quindi dall'ente comunale. Certo, chiaro, non è facile. Stamattina, proprio esempio, mentre venivo qua, mi ha chiamato la figlia di una signora che ha alcune patologie, alcune problematiche, e ho visto prima di entrare in studio che mi ha mandato un messaggio ringraziandomi, ma erano veramente le 8:30 stamattina, quindi alle 11, ringraziandomi impropriamente poi, perché l'assistente sociale l'ha già chiamata. Questo non dovrebbe essere una cosa strana, dovrebbe essere normale che sia così, per quello che ripeto, per quello che possiamo fare, che non è e non sarà mai sicuramente sostituirci alla sanità, ma collaborare con la sanità pubblica, questo credo sia un dovere non solo mio, ma di tutte le amministrazioni, di tutti i sindaci. La domanda per il dottor Scassola qual è allora? La domanda per il dottor Scassola era, dalla sua parte, per il suo ruolo che ha, come vede queste riforme degli ambiti territoriali sociali? Allora, la vedo molto complessa, signor Sindaco, anche per il vostro ruolo. Non credo che sia molto facile adesso avvicinarsi a questa riorganizzazione. Ma pongo una domanda a lei e alla Mirella e a chi ci ascolta. Riusciamo oggi a dividere con l'accetta cos'è sociale da cos'è sanitario? No. Allora, questa è la vera risposta, signor Sindaco. Allora, noi dobbiamo assolutamente collaborare insieme, perché il sociale, e lei sta dicendo che ha una sola assistente sociale per tutto il suo territorio, come facciamo a dare risposte dignitose e minime? È impossibile. Allora, io chiedo una cosa, signori sindaci, tenetevi la delega sociale, mi raccomando, non cedete all'azienda, ma non perché io sono diffidente nei confronti dell'azienda, ma voi rappresentate un valore aggiunto assoluto, che è la sofferenza delle persone, sociale, economica, ambientale, lavorativa. E questo è il grandissimo valore che dobbiamo aggiungere come veneti oggi. È questo che dobbiamo dire, ma non dobbiamo convincere il Presidente Zaia, che lo sa benissimo, ma dobbiamo dirgli: guarda Presidente, che per andare verso la riorganizzazione, dare risposte ai cittadini, è da qui che cambiamo le regole, dalla base del Veneto, dai luoghi periferici, dalla persona che è in Agordino e che ci impiega, signor Sindaco, fuori stagione, cioè non in stagione alta, 45 minuti in macchina per andare alla casa di comunità di Belluno. Allora, questo è inaccettabile per tutti noi, non è un'affermazione mia apolitica, è una cosa talmente evidente, talmente chiara, su cui neanche dobbiamo discutere. Allora, io sono disponibile, e grazie alla Mirella per questa occasione, di venire da lei, signor Sindaco, con i sindaci delle vostre comunità locali, a presentarvi alcune riflessioni con dati alla mano, con cartine topografiche, con georiferenziazione delle strutture, per partire da questi bisogni. Perché guardi, io ho parlato spesso di popolazione dispersa, ma io ho parlato col sindaco Conte a Treviso, ci sono quartieri che sono sprovvisti dell'ambulatorio dello studio al medico di medicina generale. E quindi anche nelle zone metropolitane dobbiamo ragionare con i signori sindaci per distribuire meglio le risorse e le strutture. E ha fatto bene a spiegarlo, ecco, il sindaco Zanchetta capisce molto bene, dottor Scassola, quello che lei dice, e lui, lo so, si sta anche impegnando, perché ormai c'è un sociale che disturba la politica. E sa perché lo dico? Perché noi del sociale dobbiamo girare col commercialista e pagare per fare i volontari. Questo è inammissibile, è inaudito. Ci hanno divisi ed impera, non ci conosciamo tra associazioni. I medici di famiglia li ho
avuti io, prima il dottor Gorini, adesso il dottor Fagian, non hanno neppure l'elenco delle associazioni di volontariato che potrebbero aiutare in casi estremi. Ho chiesto io di fare la domanda in regione per avere l'elenco chi fa cosa, perché se tu hai il polmino puoi aiutarmi, se tu hai un altro volontariato puoi aiutarmi. Non lo sanno, non ci siamo. Questo elenco dovrebbe essere dato nelle farmacie, dovrebbe essere nei centri commerciali, nei supermercati, dove la persona diversamente giovane si reca. Non abbiamo più preti, non abbiamo più suore, non abbiamo più niente, non abbiamo medici, non abbiamo assistenti di sostegno nelle scuole, non c'è, siamo veramente alla canna da gas. È inutile che mi dicono, qualcuno dice la solita pessimista. No, io tocco con mano. Io ieri ho aperto il banco solidale, faccio fatica a tenere aperto il banco solidale dopo dal 2010 che sono in provincia. Voi capite bene che io posso parlare, posso dire quello che vedo e quello sia, e stiamo aiutando i sindaci, stiamo aiutando i presidenti della provincia, i comuni, eppure non ci vedono bene. Perché? Perché mettiamo il dito nella piaga. 6 milioni di poveri sono famiglie, genitori che lavorano in due e non ce la fanno arrivare a fine mese. Questa è la verità, perché qui in Italia purtroppo chi lavora, fatica, sacrifica, non riesce a sopravvivere. Chi non fa niente, specialmente una montagna di burocrati, viene pagata. Parliamo di partecipate? Ho visto dei numeri ieri che io sono rimasta, l'ho detto prima al sindaco, allibita. Miliardi di introiti, miliardi di investimenti. Di chi sono questi soldi? Come verranno investiti? Ma dov'è la trasparenza? ATS, avete capito qualcosa? Io parlo con chiunque, nessuno sa niente, confusione totale. E guardate che si sta parlando di tanti soldi. O sbaglio, dottor Cassola? Sì, la mia preoccupazione è questa, Mirella, che si parli tanto di riorganizzazione, ma i contenuti e gli obiettivi della riorganizzazione poi non sono molto chiari. E poi viene a costruirsi un'ennesima macchina, chiedo anche al signor Sindaco, che sembra una macchina mostruosamente, anche questa burocratica, che diventerà lentissima e farraginosa. Ecco, io sono molto preoccupato anche per questa cosiddetta rivoluzione. Sentiamo come commenta il sindaco. Prego, sindaco. Poi casomai do il numero, dottor Scassola, al sindaco Zanchetta, così vi tenete in contatto. Prego. Voglio sperare che questa riforma degli ambiti territoriali tenga conto anche di tutte le cose che ci stiamo dicendo ora, non ultima quella di snellire. Siamo già a posto con la burocrazia, lo dico sempre, grazie, non abbiamo bisogno di aggiunte, abbiamo bisogno di qualcuno che la semplifichi la vita, ma proprio perché, e da buon padre di famiglia ragiono così, se una volta non andava bene, ma ce la facevamo andare bene perché comunque c'era ancora escheo in scarsea, come si dice alle mie parti, oggi dobbiamo far tesoro anche del centesimo, quindi dobbiamo centellinare tutto, dobbiamo stare attenti, non dobbiamo imbrattarci ancora di burocrazia. Ecco che abbiamo bisogno, parlo di esigenze da sindaco, ma direi anche poi quando dici da sindaco pensi anche al tuo territorio. Abbiamo bisogno di più polizia locale che ci possa dare una mano nel controllare il territorio, perché poi non entriamo nel merito perché staremo qua giorni a parlarne di queste bande. Anche perché abbiamo finito, pochi secondi. Quindi velocemente abbiamo bisogno del discorso della polizia locale, abbiamo bisogno anche degli assistenti sociali che sono, ripeto, un punto dal mio modo di vedere, dal mio punto di vista, fondamentale nel territorio. Grazie al dottor Maurizio Scassola, grazie consigliere Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Venezia di essere stato con noi, grazie al sindaco Diego Zanchetta, sindaco di Gaiarine, ma con un partito molto importante sia a livello governativo che in regione, perciò sindaco riporti le parole che ha sentito questa mattina. Sì, grazie. A presto, signor sindaco. Andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Riso con bottarga. La bottarga è un prodotto preparato a partire dalle sacche ovariche di cefalo o muggine e di tonno. Le sacche vengono pressate, salate e lasciate stagionare.
Per 5 mesi quella di muggine e di tonno. Ingredienti per 4 persone: 320 g di riso, 2 peperoni da arrostire, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 60 g di bottarga, basilico, rucola, pepe, sale. Private della pelle e dei semi i peperoni fatti arrostire in forno. Tagliateli a pezzetti. Mettete in una ciotola il riso lessato in abbondante acqua salata, insieme ai pezzetti di peperone. Frullate 40 g di bottarga con l'olio. Con questa salsina condite il riso. Mescolate bene. Completate con foglie di basilico tritate a mano e lasciatelo marinare per circa un'ora. Servite il riso su un letto di rucola e la restante bottarga. Completate con un filo d'olio e un pizzico di pepe. Servite e buon appetito!